Bene, buongiorno a tutti, direi che possiamo partire. Non so quante persone siano collegate in questo momento, in ogni caso questo webinar sarà registrato e quindi chi non potrà partecipare oggi potrà vedere la registrazione, poi ci sarà un link nel nostro sito per vedere la registrazione. Intanto saluto tutti i nostri relatori e saluto naturalmente chi si è collegato. Lascio la parola subito al nostro direttore Salvini Assist che se può attivare. Eccoci qua, benissimo. Lascio la parola a Salvini Assist per una breve introduzione a questo webinar nel quale presentiamo questa pubblicazione che abbiamo curato nell'ambito del progetto Scelta. A te la parola, Salvina. Grazie Claudio, buongiorno a tutti, mi sentite? Spero di sì. Io farò una breve introduzione anche con una certa, soddisfazione riguardo a questo lavoro, perché in realtà la nostra direzione si occupa da tempo di progetti europei e devo dire che però questo in particolare si è rivelato da subito molto interessante, anche perché non solo per il tema che comunque è già stato trattato, cioè in altri progetti europei, che è quello appunto dell'utilizzo degli edifici tradizionali, dello studio dell'utilizzo degli edifici tradizionali di montagna, ma più che altro per questo approccio che è stato affrontato in questo progetto, con particolare riferimento alla strategia fondamentale e importante che sta perseguendo la Regione Veneto nel contenimento prima di consumo del suolo, ma in seconda battuta proprio ai fini del primo anche le strategie rispetto al riuso e la rigenerazione non solo urbano ma proprio del tutto il nostro patrimonio anche edilizio esistente. Però tutto questo lavoro si è inserito ovviamente in un momento storico che abbiamo conosciuto e che speriamo di aver anche superato, che è stato la pandemia, che ha comportato dei problemi, che ha in particolare problemi rispetto a quelle attività di diffusione fondamentali per quanto riguarda gli esiti di dei progetti, in particolare anche di questo progetto. E quindi ecco perché c'è stata l'idea di questa piccola pubblicazione, però molto, molto, come dire, corposa e intensa. E ringrazio per questo anche le altre direzioni della struttura regionale che hanno collaborato alla redazione di questo compendio. Non vi voglio portare via tanto tempo perché sicuramente questa mattinata, questa giornata sarà molto interessante e molto intensa. In particolare mi permetto di sottolineare i temi che verranno affrontati nella giornata e in particolare quegli elementi e quei temi legati all'uso, riuso e rifunzionalizzazione che sono stati appunto presi in considerazione al di là dell'aspetto della residenza di questi manufatti e che sono appunto oggetto delle valutazioni e dello studio. La valutazione che è stata fatta durante questo percorso di questo progetto rispetto alla possibilità che riguardano
forme, soprattutto le nuove forme più promettenti di ospitalità turistica. Noi diciamo che partendo dalla proposta che ormai è diventata abbastanza come dire, nota dell'albergo diffuso, partendo da questo aspetto che appunto rappresenta una nuova e diversa filosofia dell'accoglienza in ambienti e territori fragili, c'è stato poi durante questo lavoro anche l'attenzione a quello che è un rispetto per quanto riguarda anche il patrimonio e le peculiarità del patrimonio esistenti. Quindi vedrete, capirete, vedrete, se vuoi magari Claudio, la slide che avete preparato sull'indice della pubblicazione, anche perché così, se non è già condivisa. Beh, vabbè, comunque. Sì, scusa Salvina, sì, sto cercando di condividerla. Se riesci, se no, comunque io velocemente cerco di... Sì, sto cercando di condividerla, un attimo solo. Eccola qua. Chiedo scusa, credevo fosse condivisa, ma come al solito non tutto va dritto. Ecco. La vedete adesso? Perfetto, benissimo. Io la vedo, benissimo. Spero anche tutte le altre persone che sono presenti. No, nessun problema, era più che altro perché così è anche molto più chiaro il percorso che è stato fatto, perché abbiamo sempre, come dire, la preoccupazione del riutilizzo di questi manufatti, senza alle volte anche avere l'attenzione per quanto riguarda il rispetto culturale del patrimonio. In questo caso specifico, l'approfondimento che è stato fatto durante questo progetto ha portato anche alla verifica di quelli che possono essere gli usi agrituristici, affiancato, come è stato negli anni più recenti, da forme di ricettività rurale indirizzato al turismo culturale, sportivo, escursionistico, ricreativo ed enogastronomico, quello che viene appunto chiamato il turismo lento, e in parte anche questa dicitura così moderna del turismo esperienziale, cioè questa, diciamo, attenzione a questa nuova forma molto più, come dire, ristretta, perché naturalmente non si può dare risposta ad una platea importante, a un numero importante di turisti, ma ad una invece platea, numero di turisti molto più ristretto, ma molto più, come dire, interessato e ricercato. Ecco che quindi i due termini che spesso troverete, che è quello di attenzione e rispetto, in questo caso significano cercare finalmente e volta per volta, proprio in questo riutilizzo, le migliori modalità di intervento, prima di tutto attraverso una lettura attenta del contesto e appunto una conoscenza approfondita dei luoghi e degli elementi identitari che si vogliono preservare attraverso il recupero. Non da ultimo, ma appunto lo affronterete nella giornata anche questo aspetto, diciamo, un po' sperimentale, che è stato l'utilizzo ispirato alla verifica e l'utilizzo di quello che è l'ispirazione attraverso il protocollo Itaca, che dovrebbe appunto migliorare attraverso l'uso e che possiede una elasticità sufficiente per essere adattato. Diciamo che questo fondamentalmente è l'attenzione che è stata posta durante i lavori all'interno di questo progetto, di questa esperienza di progetto europeo. È assolutamente, lo ribadisco, in linea con le strategie e con come dire, quelle azioni che anche la Regione a livello generale sta intraprendendo anche in altre zone, non solo in quelle montane, ma anche in altre zone del territorio veneto. Quindi attenzione, recupero,
non è un bel termine di utilizzo, però è un utilizzo, come dire, attento e culturalmente attento dei manufatti esistenti, anche con finalità turistico-ricettive. Io terminerei qui, vi auguro un buon lavoro per la mattinata e ringrazio ancora chi della direzione, in particolare Claudio Perin, ha seguito questo progetto con attenzione e anche con passione, e naturalmente anche a Vania Piatto, che è sempre presente e assiste amorevolmente da un punto di vista anche amministrativo questo percorso. Li ringrazio particolarmente perché queste sono le attività che come dire, esplicitano anche il lavoro, tutto il lavoro della direzione pianificazione territoriale. Grazie e buon lavoro. Grazie mille Salvina. Adesso c'è una piccola variazione nel programma. Ecco, io spero che i nostri amici interessati a questo argomento siano riusciti a collegarsi in streaming, perché c'era purtroppo un link non aggiornato nel nostro sito. Abbiamo provveduto a sistemarlo, quindi adesso dovrebbe funzionare tutto. C'è una piccola variazione, dicevo, nel programma di oggi. Chiedo scusa naturalmente a Rita Buccardo, ma ne avevamo, come dire, avevamo concordato questa inversione di ordine, e quindi inizierò io e poi seguiranno Rita e gli altri colleghi il secondo programma. Ringrazio nuovamente Salvina. Devo dire che diciamo, il nostro coordinatore di questo progetto, soprattutto delle attività, e l'amico e collega che ha curato questa pubblicazione con me, Luca Lodatti, e dopo appunto ci sarà anche un intervento finale da parte sua. E quindi vado ad iniziare. Di cosa parliamo oggi? Un attimo solo che condivido lo schermo, un attimino. Di cosa parliamo oggi? Eccolo qua. Oggi parliamo di lingue che scompaiono e di edifici che scompaiono. Vorrei iniziare così questa mia presentazione. Un attimo solo che condividiamo. Eccoci qua. Ecco, spero che riusciate a vedere eccoci qua. Benissimo. Chiedo scusa, i soliti un po' di problemini tecnici. Ecco, qualche tempo fa ho letto un libro, peraltro non recentissimo, che si intitola Il mondo fino a ieri, e l'autore è Jared Diamond, che è un geografo, un divulgatore sostanzialmente, diciamo un collega americano del nostro Piero Angela. E in questo libro cosa racconta? Racconta che cosa possiamo imparare dalle culture delle ultime società tradizionali, quelle per intenderci che sono quasi del tutto scomparse, no? Ne sentiamo ogni tanto parlare alla TV, in qualche documentario di Yanomami, Aka, Kung, ecco, queste popolazioni. E uno dei capitoli del libro riguarda la scomparsa progressiva delle lingue che sono sopravvissute fino a noi, che erano, quando uscì il libro, erano circa 7.000, oggi credo siano molto meno. Sono molto meno perché stanno scomparendo a un ritmo che è assolutamente... Il fenomeno, diciamo, della modifica, della scomparsa, della trasformazione delle lingue avviene da quando l'uomo ha cominciato a parlare. Però il problema è che negli ultimi 30 anni questo ritmo ha avuto un'accelerazione che non si è mai vista nella storia dell'uomo. E se la tendenza rimarrà questa, alla fine di questo secolo rimarrà poco meno della metà delle lingue parlate attualmente, e ci sarà la predominanza assoluta delle
cosiddette lingue giganti come il mandarino, il russo e sostanzialmente lo spagnolo, naturalmente, inglese, eccetera. E la maggioranza delle lingue superstiti, delle lingue minori, e parliamo anche dei dialetti naturalmente, sarà parlata solo da qualche anziano che probabilmente porterà poi con sé la cultura millenaria che sta dietro ad ogni lingua. E in questo libro ci si pongono delle domande, che sono quelle che vedete in questa slide, che non sono affatto banali. Che senso ha lamentarsi di questa scomparsa? Non è meglio che le persone possano comunicare tra di loro attraverso poche lingue e parlate da tutti, e questo semplificherebbe forse la vita in questo pianeta? Alla fin fine dice, ma la domanda è se queste preoccupazioni sono solo dei sentimentalismi da scienziati o da linguisti. Il parallelo lo avrete già capito, il parallelismo che voglio proporvi, cioè le domande che ci siamo posti in questo progetto sono sostanzialmente simili. Stiamo parlando anche in questo caso di linguaggio, di un linguaggio che è quello dell'edilizia, dell'architettura tradizionale, in particolare di quella rurale di montagna, che sta velocemente perdendo non solo le sue tracce, le testimonianze viventi, cioè gli edifici, i manufatti, ma anche e soprattutto, direi, i suoi interpreti. E li sta perdendo a favore di materiali e sistemi di costruzione moderni. Naturalmente si tratta di un processo che non riguarda solo il nostro paese. In Francia, dopo l'incendio del Duomo di Notre Dame, la Commissione nazionale per il patrimonio e l'architettura ha alla fine convalidato il principio del restauro della cattedrale identico all'originale, e la struttura medievale è in corso di riedificazione in questo momento in legno. Ci sono state, come forse qualcuno di voi sa, molte proposte, alcune molto pittoresche, però ci si chiedeva se ci fossero ancora degli artigiani in grado di costruire le capriate enormi in rovere della vecchia cattedrale, e un'associazione di falegnami, di carpentieri francesi, si chiama Charpentiers Sans Frontières, ha realizzato gratuitamente una replica di una capriata, una delle capriate maggiori del Duomo, per dimostrare all'opinione pubblica, a chi doveva decidere, che, e soprattutto al partito del moderno, del vetro, dell'acciaio, dell'alluminio, del titanio, ci sono state proposte tra le più fantasiose, però questa associazione voleva dimostrare che le risorse umane e le materie prime per riedificare in legno la copertura della cattedrale esistono ancora. La foto che vedete al centro e quella a destra rappresentano proprio questa ricostruzione. Quindi alla fine si è deciso, sì, la rifacciamo come era prima, la rifacciamo non solo pensate con il legno, ma anche utilizzando le tecniche tradizionali per la lavorazione del legno e delle trame. Quindi, tornando a noi, fra le tante ragioni per di salvare la diversità linguistica, e la risposta probabilmente più convincente è che le lingue, con i loro suoni, le loro strutture, le modalità di pensiero che esprimono, sono uno dei prodotti più complessi della mente umana. E con la fine di una lingua non si perde solo la lingua, perché in quella lingua sono codificate una letteratura, una cultura e un'enorme conoscenza. Quindi perdere una lingua significa perdere gran parte di quella letteratura, di quella cultura e di quella conoscenza. E quindi, continuando nel nostro parallelismo con questo rischio di scomparsa delle lingue, ecco perché il patrimonio dell'architettura tradizionale rurale, del quale dopo di me parlerà Rita Boccardo, merita certamente di essere salvato, esattamente come la diversità linguistica. E così, parafrasando le parole del nostro geografo, del nostro Gerd Diamond, e sostituendo tradizione costruttiva a lingua, possiamo tranquillamente
dire che con l'estinzione di una tradizione costruttiva non si perde solo quella tradizione, perché in quella tradizione sono codificate una storia, una cultura e un'enorme conoscenza. E perdere questa tradizione significa quindi perdere gran parte di quella storia, di quella cultura, di quella conoscenza. Si tratta di parole che suonano del tutto simili a queste del nostro Dino Coltro, che ho riportato in queste immagini, che sono tratte da uno dei suoi bei libri sul mondo e sulla civiltà contadina. Poi naturalmente c'è qualcuno può anche apprezzare strade diverse per le edificazioni in montagna, per esempio quella dell'indifferenza localizzativa, che così troviamo spesso in quelle che chiamo architetture da rivista, oppure le versioni moderne della macchina per abitare di Le Corbusier o qualche altra espressione, no, di un preteso linguaggio universale dell'architettura. Ecco, qui niente paura, non siamo in Italia in questo caso, per fortuna siamo in Francia, siamo all'inizio degli anni '80 e questa specie di casa lanciamissili, che era una casa anche apprezzabile, come dire, dal punto di vista dello sforzo progettuale, però è quella che io definirei una deriva, ecco, dell'architettura bioclimatica, se priva di un qualunque approccio regionalista o di attenzione, no, per il contesto e per le preesistenze. Personalmente non credo che questa sia la strada giusta, soprattutto per la montagna, e non tanto per questioni estetiche, perché mi si può dire sono questioni di gusto personale, ma piuttosto per un bilancio di sostenibilità nei progetti che noi vorremmo considerasse anche i valori di questo linguaggio di cui abbiamo parlato, della sua grammatica, come espressioni di una cultura che va oltre i numeri, lambda, le chilocalorie, eccetera. E come scriviamo nelle conclusioni di questo nostro opuscolo, di questa piccola guida, questo non significa che gli edifici tradizionali siano intoccabili. No, certamente non vogliamo dire questo, non vogliamo sostenere questo, anzi spesso intervenire è inevitabile per renderli sicuri, per renderli accoglienti o versatili per chi ci vive o per adeguarli agli usi che poi proponiamo in questa pubblicazione. Anzi, nella pubblicazione diciamo anche quali sono gli incentivi in questo momento a disposizione per recuperare questi fabbricati. Significa invece un'altra cosa, significa che soprattutto per i progettisti, ma anche per i proprietari di questi immobili, è necessario fare uno sforzo per cercare di volta in volta quali sono le migliori modalità di intervento, e questo può avvenire solo attraverso una lettura del contesto molto attenta, una conoscenza dei luoghi approfondita, e sono, diciamo, tutte attenzioni progettuali che poi abbiamo ritrovato nel corso del nostro progetto sugli edifici pilota, per i quali il progetto prevedeva il recupero. E quindi lo sforzo principale è quello proprio di capire quali sono gli elementi identitari che vengono espressi attraverso questi edifici e che vogliamo preservare attraverso il tempo. La normativa regionale si è occupata fino dal 1979 di questi fabbricati attraverso una delle sue prime leggi in materia urbanistica, la famosa per alcuni perché ha qualche anno in più, 58, e attraverso naturalmente il primo PTRC Veneto del 92 e alcuni dei suoi piani d'area. Per esempio ricordo che uno dei primi censimenti molto attenti di edifici rurali di montagna, dei cosiddetti TABIA, venne fatto in occasione del piano d'area Auronzo-Misurina. E quando però io ho iniziato questo lavoro come tecnico comunale molti anni fa, e quando abbiamo iniziato chiamavamo questi edifici le case rosse o le case nere, perché nelle copie eliografiche dei vecchi PRG di allora, in particolare nella famosa tavola 13, che erano appese, no, alle pareti dei nostri uffici,
questi fabbricati erano capiti in nero, un nero che però diventava rossastro col tempo, erano quindi dei puntini neri o rossi accompagnati da un cartiglio, un numero che indicava il numero della scheda, e nella scheda che era stata predisposta sulla base di un'altra celebre legge regionale sulle zone agricole, quella che seguì la 58, la 24 dell'85, erano delle schede che riportavano in questi fabbricati che erano classificati come beni di valore ambientale testimoniale i gradi di intervento, le destinazioni possibili, quindi i gradi di intervento che andavano, come molti di voi ricorderanno, dalla ristrutturazione edilizia, ma dalle vari tipi di manutenzioni, restauro, risanamento conservativo, a seconda del valore e della permanenza nel stato di fatto di segni di questa tradizione costruttiva, e arrivavano addirittura qualche volta alla demolizione e ricostruzione più o meno rispettosa della tipologia originaria. Però cosa succedeva? Sì, si interveniva su alcuni di questi fabbricati qualche volta attraverso recuperi attenti, qualche volta diciamo un po' attraverso anche delle forzature, perché in realtà queste forme di tutela hanno funzionato fino a un certo punto. Per quale ragione? Perché naturalmente c'è sempre questo problema, no, dell'interesse a mantenere questi fabbricati e tutto quello che questi fabbricati si portano dietro in termini di cultura, di tradizione, di segni, di un passato che fa parte della nostra storia. E quindi i progettisti con i loro clienti ci chiedevano perché devo investire soldi per recuperare questi edifici superati, materiali vecchi, solai, forometrie inadeguate, legnami irregolari, usurati, tarlati, eccetera, pareti cadenti, eleganti, approssimativi e via dicendo, quando potrei fare con molti meno soldi un bel edificio moderno, ben isolato, con spazi adeguati ai sistemi di vita attuali, impianti moderni, magari con una bella taverna, un bel garage interrato per la mia automobile. E quindi è un po' una domanda come quella che abbiamo visto prima nel parallelismo che vi ho proposto: ma perché devo conservare i segni di una cultura che non esiste quasi più, se non appunto nei ricordi di mio nonno, e che probabilmente se ne andrà con lui? Vedete, questo parallelismo ritorna sempre. E col progetto noi abbiamo cercato di dare una risposta a questa domanda, di proporre delle risposte, cercando di immaginare soluzioni che riescano a conciliare la conservazione, no, come abbiamo detto prima, intesa non in senso troppo integralista, talebano, no? Però insomma la conservazione degli elementi identitari con degli usi innovativi. Sappiamo che c'è la residenza, è tipicamente quello l'uso che viene proposto per il recupero di questi fabbricati, però abbiamo provato a fare in questo libro uno sforzo in più per capire se ci sono degli usi, come diceva prima Salvini Assist, degli usi innovativi, degli usi che possano, al di là della residenza, dare un futuro a questi edifici, e lavorando quindi sul piano degli usi sostenibili per edifici che sono sempre stati sostenibili, no? Perché dietro quella tradizione costruttiva di cui parliamo c'è una sapienza nelle esposizioni, nell'uso dei materiali e in tanti altri elementi anche estetici, perché non è solo l'aspetto funzionale quello che veniva, come vedete da queste immagini, quello che interessava, c'era anche un aspetto estetico. Per questo parliamo di un'integrazione di questi edifici con il loro contesto, con il paesaggio, con l'ambiente che li circonda, che forse non si ritrovano più molto spesso nelle realizzazioni moderne. Perché l'inserimento di questi edifici, la loro forma, i materiali, facevano parte, come dire, di una cultura diffusa, di un modo di
interpretare la montagna, di usare i materiali che la montagna propone, che la montagna mette a disposizione, che erano diventati una prassi comune, una cultura sostanzialmente. La disciplina regionale di cui parlavo poco fa è stata poi confermata da tutto quello che ne è seguito a partire dalla legge urbanistica regionale del 2004 e nel nuovo PTRC naturalmente del 2020. E tuttavia le schede di cui parlavamo prima, le schede che appunto sono state per la prima volta predisposte sulla base delle prime leggi regionali sulle zone agricole, fanno ancora parte sostanzialmente dell'apparato normativo dei PAT e dei PI attuali, con i dovuti aggiornamenti, le dovute integrazioni, però ecco, sono ancora l'elemento di riferimento per chi vuole intervenire su questi fabbricati dal punto di vista naturalmente urbanistico-edilizio. Anzi, sono ritornate di attualità proprio in questi giorni con il bando del PNRR per il recupero delle architetture rurali. Sapete, questo bando è aperto fino al 22 maggio, poi in questa slide ho messo anche il link per avere tutte le informazioni necessarie per poter partecipare al bando. Ricordo che si tratta di un finanziamento dell'80% su una spesa fino a un massimo di 150.000 euro, ed è destinato proprio a questi edifici. Però uno dei presupposti è proprio questo, cioè che siano censiti, leggo testualmente, censiti o classificati dagli strumenti regionali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, quindi schede sostanzialmente, che ci siano le schede. Quindi vedete, generalmente tutti i comuni hanno predisposto questo tipo di schede e sono diventate adesso quindi il presupposto per poter accedere al bando. Ecco, chiudo, vi chiedo scusa di nuovamente a Rita per questa inversione di ordine, e chiudo con questa immagine dell'interno del Mas de Sabe a Val di Zoldo, che è uno degli edifici pilota del nostro progetto. E quindi degli altri capitoli, delle sezioni più tecniche, delle appendici del libro, parleranno poi i colleghi relatori presenti oggi. Passo immediatamente la parola a Rita e vi ringrazio per la pazienza e vi chiedo scusa se sono andato un po' fuori dal recinto del titolo del mio intervento, però vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, quindi a te la parola, Rita. Chiudi. E finisco di condividere. No, sto ancora condividendo. Buongiorno a tutti. Ecco qua. Provo. Okay. Sì, vai Rita, scusami ancora per se mi sono dilungato. No, ma figurati, ci mancherebbe altro. Ecco, allora a te la parola. Ciao Rita. Vedete la mia presentazione? Sì? Bene, allora la finalità, diciamo, del mio contributo di oggi vuole essere quella di soffermare l'attenzione sulle caratteristiche e il valore del patrimonio di architettura rurale che innegabilmente custodisce delle significative testimonianze culturali, come abbiamo visto, sia materiali che immateriali, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali e delle economie agricole tradizionali e del paesaggio rurale locale. Innanzitutto voglio per definire questo patrimonio di architettura rurale prendo a prestito una definizione fornita da una legge nazionale, la legge 378 del 2003, solo perché questa propone un'accezione allargata di questo patrimonio. Infatti include sia gli insediamenti rurali, e quindi i borghi, le corti, i colmelli, le contrade, sia l'orditura viabilistica con tutte le strade vicinali, interponderali, le capezzagne che disegnano il territorio agricolo, e comprende la rete idraulica minore, quindi tutto il sistema di fossi, scoline, canali e tutti i relativi manufatti idraulici come le idrovole, le chiaviche, le porte vinciane, eccetera.
Comprende anche le sistemazioni idraulico-agrarie, sia quelle tipiche della pianura, penso ad esempio ai cavini, alla Larga la Ferrarese, oppure quelle di collina, forse più note, che sono appunto i terrazzamenti, i girapoggi, i cavalcapoggi. Ricomprende perfino gli elementi e i segni della religiosità locale, con tutti i capitelli, le piccole cappelle votive disseminate nel territorio agricolo, però ricomprende sostanzialmente edifici rurali. Questi accolgono la residenza della famiglia rurale e gli spazi ad uso produttivo, in quanto devono essere soddisfatte le funzioni della stalla, del fienile, dei magazzini, del deposito per i macchinari e gli attrezzi. Si crea così un complesso organico di strutture che poi viene anche completato da altri manufatti di natura accessoria che nella tradizione possono essere gli abbeveratoi, le fontane, i pozzi, le colombaie, che so anche le pompe per il fornimento idrico, i forni, le pergole, le pavimentazioni di altra natura diversa da quelle dell'AIA, le recinzioni di proprietà. Vorrei anche richiamare adesso l'importante sistema di valori di riferimento che qualifica questo patrimonio di architettura rurale. Si tratta di un sistema Scusa Rita, complesso. Sì, mi scusi, scusa Rita, per caso stai andando avanti anche con le slide? Perché vediamo sì, sempre, oddio, vediamo non visualizzata la saprei come stessa fare. cosa. Allora, vedete la 2? Vado avanti con la No, 3? no, Ah, vediamo sempre la prima. la Non so se prima, gli mi altri scusi. colleghi... eh, E riprovo a caricare? proviamo, dai. Scusate. Allora, riprovo. Scusaci Rita, ma stai dicendo cose molto interessanti che non... Allora, Ecco, adesso vediamo adesso la 2, prova ad la andare 2. avanti, Ah, prova ad okay, andare avanti, allora così vediamo se... scusate, Sì? 3, Ah sì, adesso vanno metto avanti. Scusa, okay, grazie si era Rita. bloccato. Perfetto, perfetto. Allora vabbè, prima avevamo visto, appunto l'ho descritto, la definizione di architettura rurale. Mi volevo soffermare adesso sul sistema di valori di riferimento che dà appunto qualificazione al patrimonio di architettura rurale e voglio mettere in luce che in realtà questo è un sistema complesso nel quale i valori strettamente agricolo-produttivi ed economici coesistono in maniera sinergica con quelli di natura culturale, storico-testimoniale, perché no anche estetico-paesaggistica ed anche sociale. Inoltre mi preme sottolineare, come poi ho evidenziato anche nella pubblicazione, che più aumenta la distanza temporale dalle origini di questo patrimonio, più la società contemporanea, in ragione appunto di questo sistema collettivo di valori, matura l'esigenza di trovare degli strumenti, per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione di questo patrimonio, sia di natura normativa che di sostegno finanziario agli interventi di recupero edilizio, come poi vedremo insieme con i colleghi. Per quanto riguarda invece l'architettura tradizionale della regione Veneto, vorrei ricordare che esiste fondamentalmente un tipo edilizio composto da 2 elementi volumetrici, che sono appunto l'abitazione e il cosiddetto annesso rustico, che, in ragione della specificità, geomorfologica e climatica dei territori della regione, sono stati variamente composti, abbinati per soddisfare funzioni e fabbisogni legate all'autosussistenza e alle produzioni agricole locali. Questa composizione ha dato via via origine ad alcuni modelli spaziali che sono riconoscibili con chiarezza e con continuità nell'evoluzione storica del nostro territorio. Si tratta ad esempio di un primo tipo che è quello ad elementi giustapposti, dove l'abitazione e il rustico risultano affiancati linearmente in un unico edificio oppure articolati in uno o più piani. Si configura un altro tipo, quello a elementi separati, dove l'abitazione e il rustico sono costituiti invece da 2 edifici ben distinti. Ehm,
Quindi si determinano più costruzioni distribuite o senza una regola fissa oppure intorno all'aia. Un'evoluzione ulteriore è quella a forme complesse, che è composta dall'abitazione del proprietario, e poi da quelle dei vari lavoranti, dal rustico e dagli altri annessi agricoli, e queste strutture vengono organizzate intorno a corti aperte oppure chiuse. E poi c'è quella a elementi sovrapposti, dove l'abitazione viene sovrapposta al rustico in una o più piani. Volevo evidenziare che Cioè, questi modelli Rita, sì, scusami, dimmi? credo si sia bloccata ancora. Oddio, sono Prova a uscire sempre da... su. no, tu sei in modalità presentazione, vedo, dalla E tua... così vedete? Ecco, perfetto. Adesso vediamo le Così? cose di cui... Perfetto, adesso vediamo le cose di cui hai parlato proprio poco fa, cioè Mi spiace, ma la slide c'è un sui figli ritardo. edilizi. No, Sì, è perché così si capisce certo molto molto sì, meglio. c'è Perfetto, anche il dai. riscontro Scusa ancora visivo. dell'interruzione, ma è utile. Ecco, volevo anche dire che questi modelli a loro volta, diciamo, sono stati poi interpretati e tradotti in varie soluzioni formali dal punto di vista architettonico, che sono diventate rappresentative di determinati periodi storici, nonché delle loro culture e economie agrarie, oltre che tipiche delle zone geografiche di appartenenza. Io provo a scorrere, mi dite se vedete la 5? Sì, sì, si vede bene Ah, adesso. okay, perfetto. Se prendiamo ad esempio come riferimento le unità, geografiche che caratterizzano la nostra regione, osserviamo ad esempio che nella pianura veneta l'abitazione e il rustico o si fondevano in un unico organismo edilizio, si pensi ad esempio al casone Vallivo o quello degli ortolani, oppure costituivano 2 edifici ben distinti, o più frequentemente si trovavano affiancati, come abbiam visto prima, linearmente in un unico edificio, come nel tipo veneziano, in quello ad L o a U, nella casa colonica o addirittura nella più nota Villa Veneta con le sue barchesse. Oppure ancora si componevano in forme più articolate dando origine appunto al tipo forme complesse come nelle corti e nelle boarie. Nelle zone invece di collina e pedemontane e più diffusamente, scusate, nelle zone prealpine e montane, l'abitazione e l'annesso rustico venivano invece sovrapposti, differenziandosi tuttavia, in base alla durata dell'uso, abitativo. In genere, la residenzialità rivestiva un carattere permanente fino ai 6, 700 metri. Diventava poi semipermanente tra i 600 e i 1200 con si pensi, che so, ai fienili unicellulari, ai barchi, eccetera, diventava poi temporanea, per ovvi motivi dovuti al clima e ai cicli dell'alpeggio, oltre i 1200 metri di quota, dove troviamo appunto tutto un sistema di malghe, casere, baite e tabbia. Come ho anche considerato nella pubblicazione, alcune di queste soluzioni, formali, che, rivestono un pregio storico-architettonico, sia sotto il profilo compositivo che stilistico e talora assumono il valore di bene culturale o addirittura di archetipo architettonico. Pensiamo alle ville con le loro barchesse, oppure alle corti rurali di antica origine. Altre invece soluzioni formali sono espressioni, di progetti più modesti e sono riconducibili quasi a una sorta di architettura minore, basata su criteri di funzionalità rispetto all'esercizio dell'attività agricola o di essenzialità nello stile di vita. Però non per questo risultano prive di valore storico-testimoniale, di valore identitario oppure anche paesaggistico. Anzi, alcune di queste soluzioni, come ad esempio i Tabian delle montagne del Cadore, sono nel tempo divenute degli iconemi di paesaggio
ovvero una sorta di unità di percezione sulle quali costruiamo la nostra immagine di un territorio e tramite le quali evochiamo alla memoria antichi mestieri, saperi e tradizione. Inoltre, in ragione della significatività dei valori da tutelare, la legislazione di settore, sia a livello nazionale che regionale, da un lato e dall'altro gli strumenti urbanistici comunali, hanno introdotto varie forme di tutela e valorizzazione e di conservazione e protezione. Pertanto io direi che deve essere favorito il recupero del patrimonio di architettura esistente, anche storico, innanzitutto ai fini della sua salvaguardia, ovvero per contrastare il degrado edilizio e invertire la tendenza all'abbandono degli edifici rurali e poi per contenere, come ha sottolineato l'architetto Sist, il consumo di suolo agricolo dovuto a nuove residenze e nuove strutture agricolo-produttive. Tuttavia deve essere data anche adeguata risposta alla crescente vocazione dell'agricoltura verso la multifunzionalità e la diversificazione, sia per la produzione di, come sappiamo, di servizi ecosistemici e di paesaggio, ma soprattutto, come già sottolineato, per il turismo rurale in tutte le sue forme, l'agriturismo, l'iturismo, la pescaturismo, l'enoturismo, l'ippoturismo, l'albergo diffuso, le locazioni turistiche, eccetera. Nonché per tutte le varie attività sociali, ne nomino solo alcune che poi approfondiranno i colleghi, le fattorie didattiche o le fattorie propriamente sociali e perché no anche per tutte quelle attività di natura sportiva, culturale e recreativa. Però per assecondare questa vocazione, nuova vocazione emergente dell'agricoltura, devono essere consentite talvolta delle destinazioni d'uso o semplicemente degli utilizzi degli edifici rurali diversi da quelli originari. Questo comporta che in sede urbanistico-edilizia sia verificata la compatibilità fra l'interesse storico testimoniale da tutelare e gli interventi progettati sugli edifici. Inoltre, nei progetti edilizi di recupero degli immobili rurali, secondo me è importante introdurre in maniera equilibrata le innovazioni tecnologiche e se necessario anche nuovi spazi, purché questi ovviamente siano distinguibili e perché no, l'introduzione di nuove funzioni. Però lo si deve fare conservando nella maniera più integrale possibile i caratteri tipologici, compositivi, costruttivi tipici della tradizione. Allora, quali sono allora gli strumenti disponibili per la salvaguardia e la riqualificazione dell'architettura tradizionale? Abbiamo visto che un primo pilastro è costituito dalle varie fonti legislative di settore che si sono succedute negli ultimi decenni, sia in sede nazionale che regionale e quindi quelle che fondamentalmente ha già illustrato il Claudio precedentemente. Poi ad esempio nel Veneto, come lo stesso Claudio ricordava, il legislatore regionale ha nelle varie leggi urbanistiche incaricato gli strumenti urbanistici comunali di censire e schedare gli edifici rurali esistenti, classificandoli in base a preordinate categorie di valore. E poi individuando per ognuna di queste categorie le destinazioni d'uso ritenute compatibili e i tipi di interventi edilizi consentiti, definendo anche le modalità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia in termini di soluzioni progettuali che di tecniche e materiali costruttivi.
Parallelamente, i fondi europei, volti a stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, quali il FEASR, hanno fornito, negli ultimi decenni, cospicui finanziamenti, sia a soggetti pubblici che privati, per sostenere gli interventi edilizi necessari al recupero e alla riqualificazione del patrimonio architettonico, però con interesse tradizionale. Nelle ultime 2 programmazioni, infatti, sono state attuate misure ed interventi che hanno contribuito miratamente a conservare questo patrimonio con tutti i suoi valori, ed in particolare segnalo la misura 323A del PSR 2007 e 2013, che era articolata in 4 azioni, e l'intervento 76.1 del PSR 2014-2020, di cui sono stata in entrambi i casi referente di misura. E in conclusione ricordo ancora, come è stato già precedentemente segnalato, i recenti bandi regionali della missione 1 C3 Turismo e Cultura del PNRR. Uno riguardava, e ho avuto un coinvolgimento diretto, l'investimento 2.1 che doveva individuare un borgo storico da riqualificare e rilanciare, non solo dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista culturale ed economico. E poi l'investimento 2.2, che invece è volto a interventi più puntuali di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale e il suo paesaggio, che è appunto in scadenza al 20 di maggio. Io avrei concluso e passo la parola ai colleghi e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Rita, è molto interessante. Ecco, poi noi metteremo a disposizione queste slide che, oltre a riassumere i contenuti del libro, forse anche lo integrano in questo senso. Le immagini che ci hai mostrato rappresentavano in maniera molto chiara e quali sono gli strumenti normativi e adesso anche quelli nuovi per il finanziamento degli interventi di recupero, per la disciplina e il finanziamento degli interventi di recupero. Hai parlato di modalità di intervento e volevo fare così una piccola osservazione che spesso abbiamo anche condiviso parlando di intervento sugli edifici rurali, e cioè che nelle vecchie schede, quelli gradi di protezione che poi si traducevano in livelli di intervento e che comprendevano, come ricordavo, le varie forme di manutenzione, la ristrutturazione edilizia, il restauro, il risanamento conservativo, eccetera, siano poi un po', come dire, saltati in qualche modo con tutte le modifiche che nel tempo sono avvenute alla nozione di ristrutturazione edilizia, alla quale poi i progettisti di uffici tecnici fanno riferimento, che è quella del testo unico edilizia. In realtà forse nel caso di schede, di edifici di valore, si sarebbe dovuta osservare qualche attenzione in più, no? Perché quella che era la ristrutturazione nell'85 è una cosa molto diversa da quella che è la ristrutturazione edilizia nella nozione tecnico-giuridica nel mondo contemporaneo. E quindi quei livelli di tutela che erano stati pensati per le prime schede, forse in qualche modo sono stati messi a rischio, no, da questa mutazione continua della nozione di ristrutturazione. Comunque questa è solo un'osservazione a margine. Sì, se vogliamo magari spiegare, magari ne riparliamo successivamente, magari i colleghi non sono informati, che oggigiorno la ristrutturazione edilizia può comportare la demolizione con ricostruzione anche in un sedime diverso, con sagome e prospetti diversi. Per cui e qui salta un po' saltano le finalità di tutela che hanno queste schede. Però attraverso il PAT e il PI si può anche, come dire, andare
mettere dei paletti proprio all'interno dell'apparato normativo del piano per cercare in qualche modo di conservare, no, queste finalità anche a fronte delle nuove denominazioni, delle nuove definizioni dei livelli di intervento. Comunque questo è un discorso magari un po' troppo di dettaglio e vorrei non portare via tempo alla nostra collega, amica Valeria Mazzucato, che ci parlerà di una di queste destinazioni che sono state prima citate sia da Rita che dalla Salvina Sister, e cioè l'albergo diffuso. Una destinazione promettente. Al momento forse non abbiamo molte realizzazioni, però insomma so che in altre regioni italiane è una delle forme di utilizzo di questi fabbricati che ha avuto e sta riscuotendo un certo successo. Quindi lascio la parola immediatamente a Valeria. Non so se hai delle slide da condividere. No, non ho delle slide. Bene, va bene. Lascio a te la parola. Sono senza le slide e nel mio intervento parlerò di presupposti della normativa attinente all'albergo diffuso. Allora, come appunto si è visto anche dai colleghi precedenti, recentemente è in forte crescita la domanda di turismo di qualità ambientale e sostenibile, il turismo lento, detto anche turismo slow. E quindi sono in continua espansione anche forme di tutela sostenibili che portano a una crescita sociale ed economica del territorio. E anche dal punto di vista ricettivo c'è una forte tendenza in questo senso. Quindi anche il recupero ambientale di edifici e la valorizzazione di prodotti di artigianato locale sono forme di turismo sostenibile. E in questo contesto appunto si colloca la tipologia dell'albergo diffuso che è rivolto tramite la ristrutturazione di edifici vecchi e abbandonati a far rinascere gli stessi e anche l'ambiente in cui sono collocati. Allora, l'albergo diffuso è disciplinato dalla legge regionale numero 11/2013, sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, che lo prevede l'articolo 25. Allora, l'albergo diffuso si sostanzia in una struttura ricettiva aperta al pubblico a gestione unitaria, sita in uno o più edifici, dotata di almeno 7 locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune per il servizio di portierato. Ecco, l'albergo diffuso si caratterizza per essere composto da 2 edifici, da un edificio principale e da dipendenze. Le dipendenze sono delle unità immobiliari che per espressa definizione di legge devono essere collocate comunque solo in edifici già esistenti fino alla data del 2 luglio 2013. Perché? Perché per espressa disposizione di legge solo gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 11/2013. Nell'edificio principale sono ubicate la portineria, le aree di uso comune dei turisti, mentre nelle dipendenze alberghiere sono collocati i locali per il pernottamento dei turisti. Ecco, l'albergo diffuso si differenzia dall'albergo di tipo tradizionale principalmente per queste caratteristiche. Allora, nell'albergo tradizionale c'è una distribuzione dei posti letto soprattutto nella parte dell'edificio principale, mentre nell'albergo diffuso la totalità o la maggioranza dei posti letto si trova nelle dipendenze alberghiere. Poi altra differenza rispetto all'albergo tradizionale è che le dipendenze alberghiere dell'albergo diffuso sono poste a 400 metri dall'edificio principale, mentre nell'albergo tradizionale a 200 metri dall'edificio principale. Ecco, queste sono le caratteristiche, diciamo, più tecniche, ma soprattutto si distingue l'albergo diffuso da quello tradizionale per la sua ecosostenibilità,
perché appunto è situato in edifici già esistenti, quindi anche con risparmio dal consumo di suolo, e poi perché non si può diciamo, realizzare indistintamente in tutto il territorio regionale, ma solamente in determinate zone, quali ad esempio, nel nostro caso, le aree di montagna, ma non solo, anche, lo cito solo per completezza, in centri storici, individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a 5.000 residenti, oppure in isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a 5.000 residenti. Ecco, il legislatore qui ha voluto fare proprio una vera e propria scelta, una distinzione, perché vuole far sviluppare determinate zone, vuoi per contrastare il fenomeno dello spopolamento di certi ambiti territoriali come possono essere le aree di montagna, sia per promuovere un turismo di nicchia più attento a determinate esigenze, alla sostenibilità. Ecco, per questi motivi può essere costituito solo in queste zone appunto che vi ho elencato. Quali sono le caratteristiche degli edifici componenti l'albergo diffuso? Allora, prima di tutto l'offerta ricettiva dell'albergo diffuso vorrebbe essere autentica, perché permette ai turisti di vivere l'esperienza di un soggiorno all'interno di un contesto di destinazione che rimane più possibile fermo e attento all'ambiente. Ecco, poi ecco, il legislatore regionale ha voluto, diciamo, per cercare di incrementare anche la nascita e la realizzazione degli alberghi diffusi, con la legge regionale numero 20 del 2019, ha stabilito che per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere, la destinazione d'uso turistico ricettivo è obbligatoria esclusivamente per l'edificio principale. Ecco, questa è una differenza rispetto all'albergo tradizionale in cui la destinazione d'uso turistico ricettiva è richiesta anche per le dipendenze. Quindi anche qui si è voluto venire incontro alle esigenze degli operatori in modo tale da permettere più agevolmente di recuperare gli immobili anche con destinazione d'uso abitativa. Ecco, poi l'albergo diffuso si caratterizza anche per una offerta turistica e ricettiva diversificata, perché può benissimo essere un diverso livello di comfort o di distanza dal centro, o diverse caratteristiche anche architettoniche degli edifici. Quindi sia il turista può scegliere un tipo di soggiorno a lui più consono, sia anche l'operatore turistico può scegliere in base alla sua imprenditorialità e alle sue scelte un tipo di costruzione rispetto a un altro. Ecco, poi l'accoglienza nel territorio può essere sottoposta a forme le più diverse, a seconda appunto delle scelte dell'operatore, quindi può essere privilegiata l'offerta culturale oppure quella gastronomica o sportiva o altro. L'albergo diffuso è regolato appunto sia dalla legge regionale 11/2013, articolo 25, e sia dalla delibera numero 1521 del 12 agosto 2014, che stabilisce tutta una serie di requisiti, di servizi, di dotazioni per l'albergo diffuso. Possono essere gli alberghi classificati a 2 stelle, a 3 stelle, a 3 stelle superior, a seconda dei requisiti minimi strutturali di dotazione di servizio di cui sono forniti. Ecco, adesso non sto a elencare tutti gli elementi della delibera, magari mi limito a dire quelli più caratteristici dell'albergo diffuso. Allora, gli alberghi diffusi possono assumere una denominazione aggiuntiva o sostitutiva, hotel diffuso,
oppure di residenza d'epoca alberghiera. Ecco, residenza d'epoca alberghiera solamente nel caso in cui sia l'edificio principale sia le dipendenze siano ubicati in edifici oggetto dei vincoli del codice dei beni culturali e del paesaggio. Ecco, gli alberghi a 3 stelle superior hanno poi un'ulteriore particolarità, magari mi soffermo su questi che sono un po' diversi rispetto agli altri. Allora, devono possedere non solo tutti i requisiti obbligatori per i 3 stelle, ma devono anche avere determinati requisiti aggiuntivi, obbligatori, fungibili, che sono scelti da una tabella sempre indicata nella delibera di giunta regionale 1521-2014 e tutti questi requisiti hanno ciascuno un punteggio. Occorre raggiungere un punteggio almeno pari a 10. A titolo puramente esemplificativo, requisiti da punteggio possono essere un maneggio con cavalli propri dell'albergo, un centro benessere, una piscina, un campo da tennis, eccetera. Quindi solamente raggiungendo il punteggio di 10 si può appunto fregiarsi della 3 stelle superior. Anche qui è lasciata un'ampia scelta discrezionale al titolare dell'albergo per scegliere quale di questi requisiti ritiene appunto fattibile. Ogni singola dipendenza alberghiera è classificata secondo requisiti dei locali di pernottamento da essa posseduti in conformità alla delibera 1521, ma in nessun caso la dipendenza alberghiera può avere una classificazione superiore a quella dell'edificio principale. Quindi l'edificio principale può avere una classificazione, quella invece che è classificata come dipendenza alberghiera può averla o minore dell'edificio principale o tutt'al più pari. Anche nell'albergo diffuso i locali devono possedere, come nelle altre tipologie alberghiere, un'altezza minima distinta per i locali di pernottamento, per quelli di servizio, per quelli tecnici ed accessori dell'attività alberghiera. Devono esporre il simbolo distintivo della classificazione in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso dell'edificio. Ecco, infine, per realizzare l'albergo diffuso, il titolare della struttura ricettiva deve presentare alla Regione una domanda di classificazione su modello regionale prima di iniziare l'attività della struttura ricettiva. La Regione, ricevuta la domanda, procede ad istruirla, verifica la documentazione prodotta e procede eventualmente anche a dei sopralluoghi anche a campione. Poi, a seconda del possesso dei diversi requisiti richiesti e delle prestazioni di servizi e dotazioni, l'albergo può essere classificato con 2, 3 stelle superior. L'albergo così classificato come albergo diffuso ha una durata di classificazione di 7 anni a decorrere dalla data del provvedimento di rilascio di prima classificazione. Ecco, anche questa è una finissima novità introdotta da una legge regionale dal numero 15 del 25 maggio 2021 che ha modificato la durata di classificazione. Prima era 5 anni, ora è stata portata a 7 anni, questo per favorire appunto i titolari di strutture ricettive ad adempiere a meno oneri burocratici. Ecco, però se la struttura ricettiva nel corso di questi 7 anni di classificazione muta qualche requisito di classificazione, deve presentare un nuovo modello di domanda indicando i nuovi requisiti, la nuova classificazione della struttura. Quindi si interrompe quella classificazione e inizia a decorrere una nuova classificazione.
In definitiva, la realizzazione dell'albergo diffuso è abbastanza anche difficile, diciamo, da realizzare per vari motivi. Primo, perché appunto ci sono parecchie spese per la ristrutturazione di immobili dismessi e vecchi, poi ci sono problemi di spese poi successive di manutenzione per l'accessibilità. Però ci sono anche molti punti di forza che speriamo appunto portino a prolificare gli alberghi diffusi, che sono per esempio la valorizzazione di un territorio, lo sviluppo di nuove forme di turismo in centri minori e luoghi meno conosciuti, la destagionalizzazione dell'offerta turistica, quindi anche un turismo, diciamo, tutto l'anno. Poi l'autenticità di un certo tipo di esperienza, il contatto con il territorio, con un ambiente ancora autentico, e poi anche l'incremento delle attività artigianali locali. Ecco, quindi anche l'albergo diffuso infine può concorrere anche a combattere il fenomeno dello spopolamento di località magari minori o più piccole, un po' più trascurate. Ecco, io avrei terminato. Grazie Valeria. Ecco, le informazioni che avete sentito sono anche molto dettagliate, quindi possono essere sfuggite ai nostri ascoltatori, ma nel libro trovate tutte queste informazioni, naturalmente, i riferimenti normativi. Fra l'altro il libro c'è in versione cartacea, al momento non abbiamo molte copie, ma insomma potremo verificare sulla base delle richieste di averne ancora un po', però ecco, c'è una versione che è già disponibile sul nostro sito in PDF, che da un certo punto di vista è anche più comoda, perché tutti i link che trovate, per esempio nella sitografia, ma anche all'interno dei capitoli, possono essere poi appunto raggiunti direttamente, e quindi è possibile accedere a tutte le informazioni di dettaglio, comprese quelle relative appunto a questo uso al momento, ecco, che non ha avuto ancora il successo che merita. Ci auguriamo tutti quanti che prenda un po' più piede nella nostra regione, perché ci sono aree come quelle oggetto del nostro studio, del nostro progetto, che insomma hanno tutte le caratteristiche per poter ospitare turisti interessati e attraverso strutture appunto qualificate come quella dell'albergo diffuso. Passo immediatamente la parola a un'altra forma molto interessante di possibile utilizzo di fabbricati rurali. La parola al collega Jacopo Testoni, che chiedo scusa perché mi sono accorto adesso che nel programma manca una I, dunque Jacopo Testoni, che ci parlerà di delle fattorie sociali, no? Questa forma d'uso che rientra un po' in quella agricoltura multifunzionale alla quale ha accennato anche Rita Boccardo nella sua presentazione. A te subito la parola, Jacopo. Grazie. Grazie a tutti. Condivido lo schermo. Ditemi se non si vede. Io ho la slide sul mio schermo, lo vedete? Perfetto. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, grazie per questa bella occasione anche di aumentare le mie conoscenze su tante materie. Io mi occupo della multifunzionalità delle imprese agricole e entriamo adesso in un argomento che riguarda più l'ambiente agricolo più che tutti. Le fattorie sociali. Cosa sono? Le fattorie sociali sono delle strutture che sono state normate dalla legge 14 del 2013, legge regionale, che ha definito che cos'è l'agricoltura sociale, cioè
l'ha definita come l'insieme delle pratiche condotte secondo criteri di sostenibilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli, in primis, e, semplificando quanto è previsto dalla legge, dagli enti di terzo settore e dalle strutture pubbliche, che integrano e coniugano l'attività agricola con le attività sociali. Cosa vuol dire? Vuol dire che agricoltura sociale è tutto ciò che integra e coniuga l'attività agricola con l'attività sociale, con le attività sociali. Sulla legge c'è anche indicata la tipologia di attività sociali che possono svolgere queste strutture agricole, ovvero inserimenti sociolavorativi, per cui si parla di persone con marginale capacità lavorativa, di persone svantaggiate, percorsi abilitativi e riabilitativi di persone svantaggiate, dove tali persone hanno perso la capacità lavorativa, piuttosto che iniziative educative, assistenziali e formative e per il benessere personale, ovvero tutte quelle attività o meglio quei servizi che l'azienda agricola può erogare all'esterno al fine di aumentare un benessere personale della persona. Possono essere visti qua i micronidi in azienda agricola, quelli che semplificando vengono individuati come agriasilo, o anche le strutture ricettive per anziani all'interno dell'azienda agricola, mini alloggi per anziani. Ultimo ambito che prende in considerazione la legge regionale come attività di agricoltura sociale è il reinserimento e reintegrazione sociale dei detenuti ed ex detenuti all'interno delle strutture agricole produttive. Le fattorie sociali quindi sono quelle strutture dove viene coniugato l'attività agricola con l'attività sociale, dove si svolgono quindi le attività dell'agricoltura sociale. La fattoria sociale normalmente ha sempre l'azienda agricola, mentre potrebbe essere condotta dall'impresa agricola come potrebbe essere condotta da un soggetto del privato sociale. Questo è normalmente succede questo. La ditta viene iscritta nell'elenco regionale delle fattorie sociali della Regione Veneto e la ditta iscritta nell'elenco regionale delle fattorie sociali viene definita quindi fattoria sociale. Tutte le ditte iscritte espongono all'esterno della propria azienda agricola la targa che vedete nella figura con indicato l'ambito di iscrizione, cioè se inserimenti sociolavorativi, percorsi abilitativi e riabilitativi e quelli che ho detto prima. In Regione Veneto le fattorie sociali non sono molte, sono una trentina, circa un po' di più di 30, e questo proprio per la difficoltà della coniugazione delle politiche dell'agricoltura con le politiche del sociale e le politiche del lavoro. Vediamo che la distribuzione comunque è abbastanza omogenea nel territorio della Regione Veneto, ogni puntino indica la sede legale di una fattoria sociale. Le uniche zone poco rappresentate sono verso il Porto Gruaro e nell'Alto Bellunese. Vediamo comunque che le fasce collinari e la fascia pedemontana tutto sommato vede abbastanza rappresentata la tipologia di diversificazione dell'attività agricola in fattoria sociale. Qua ho indicato anche il link per accedere nel sito regionale su tutte le informazioni più precise in merito a questa materia e a questa modalità di diversificare il reddito aziendale dell'azienda agricola. A livello regionale sono state pensate alcune forme di finanziamento al fine di aumentare gli investimenti nelle aziende agricole al fine della diversificazione dell'attività aziendale. Questo è un periodo
particolare in quanto siamo a cavallo della conclusione di un periodo di programmazione dei fondi comunitari relativi al programma di sviluppo rurale che andavano dal 2014 al 2021 e che sono stati prorogati fino a tutto il 2022 per dar poi possibilità alla partenza del nuovo programma di sviluppo rurale della PAC 2030 che durerà fino al 2030. Nell'ambito dei fondi della passata programmazione, che come ho appena detto dureranno fino al 2022, fino alla fine del 2022, i bandi verranno aperti fino alla fine del 2022, uno degli interventi principali per la diversificazione dell'attività agricola è quello relativo alla creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole. L'intervento sostiene investimenti finalizzati a diversificare l'attività agricola in alcune forme di attività extraagricole. Parlo dell'agricoltura sociale, per cui investimenti sia strutturali che dotazionali al fine di strutturare all'interno di un'azienda agricola la possibilità di strutturare attività di agricoltura sociale, piuttosto che di ospitalità agrituristica o fattoria didattica o turismo rurale. Nell'ospitalità agrituristica il bando finanzia essenzialmente la parte relativa alla ristorazione piuttosto che finanzia le attività relative al pernottamento. Sui beneficiari di questo intervento sono gli imprenditori agricoli ai sensi del 2135, quindi le imprese agricole. Questo bando aveva come percentuali di finanziamento, differenziate in zone montane piuttosto che altre zone, e gli investimenti strutturali sono finanziati nelle zone montane al 50%, mentre gli investimenti relativi alle dotazioni al 45%. Per le altre zone, per il resto del territorio regionale, si parla di un finanziamento in conto capitale del 40% e del 35% a seconda che siano interventi strutturali e dotazionali. Per intendersi, vi dicevo, siamo alla fine del periodo di programmazione, l'anno 2022 è l'ultimo anno di apertura bandi e rispetto a quella che è la programmazione dei bandi del programma di sviluppo rurale, l'ultima apertura termini per questo bando sarà a fine del 2022, di solito le aperture termini sono a novembre-dicembre dell'anno e l'intervento relativo al finanziamento di questi investimenti per la diversificazione dell'attività aziendale verrà aperto solamente nell'ambito del pacchetto giovani. Nel pacchetto giovani quindi possono essere finanziate solo quelle imprese agricole che sono anche imprenditori agricoli a titolo professionale, quindi quelle imprese agricole che hanno la prevalenza del reddito e del tempo lavoro in agricoltura, del reddito in agricoltura. Altro tipo di intervento pensato nel PSR 2014-2021, che cito solo perché non ci saranno più aperture termini per questo periodo di programmazione, è quello della creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie sociali. Lo scopo di questo intervento era di sviluppare nuovi rapporti di cooperazione tra diversi operatori e creare reti per la divulgazione delle attività delle fattorie sociali e delle fattorie didattiche. Anche questo intervento ha avuto varie aperture termini nell'ambito del PSR 2014-2021, ad ora non è prevista altra apertura termine per l'anno 2022.
Per quanto riguarda gli interventi relativi alla PAC 2030, cioè i futuri bandi che potranno essere aperti per le imprese agricole, cito due interventi che sono più o meno similari a quelli della vecchia programmazione, un intervento inerente a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, che verrà rivolto per investimenti al fine di strutturare fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi o turismo rurale, e un secondo tipo di intervento simile a quello della passata programmazione sulla cooperazione, che sarà indirizzato alla cooperazione per l'inclusione sociale ed economica. Attualmente siamo in fase di definizione di questa programmazione e quindi non si possono dire né percentuali né quali saranno i beneficiari, anche se in linea di massima questi due interventi saranno un'evoluzione, diciamo, di quello che è stato finanziato fino ad ora per queste materie di cui ho parlato prima. La materia dell'agricoltura sociale è una materia complessa che si rifà alle normative dell'agricoltura e alle normative del sociale e quindi è una materia che necessita di notevoli approfondimenti per chi decide di affrontarla. Sicuramente è una ottima modalità per diversificare l'attività dell'azienda agricola, per la multifunzionalità dell'azienda agricola e per aumentare la visibilità e la capacità sociale dell'azienda agricola di poter entrare all'interno delle economie di un territorio. Questo mi viene da dire in conclusione del mio intervento. Quindi adesso grazie per l'attenzione. Grazie Jacopo, grazie Jacopo. Ecco, sì, devo dire che insomma io ho visitato una fattoria sociale qualche tempo fa e la mia impressione è che meritino molto più successo e diffusione, perché insomma sono, oltre al fatto appunto di essere forme di diversificazione dell'attività agricola, anche magari in grado di fornire qualche entrata finanziaria in più all'imprenditore agricolo, sono davvero, svolgono quella funzione sociale e quindi sono un valore aggiunto per la collettività. È un uso tra i più interessanti di quelli che abbiamo analizzato nella pubblicazione e uno di quelli che secondo me meritano successo. Sono state citate tra le misure che ricordavi prima anche gli usi agrituristici e noi parleremo di agriturismo e turismo rurale proprio con il nostro amico collega Silvio Pino. Si tratta, l'uso agrituristico è stato pensato dalla normativa statale e soprattutto regionale fin dall'inizio. Io ricordavo quelle prime leggi sulla edificazione in zona agricola, la 58 e la 24, già in quella era presente questa forma d'uso che ha avuto anche un grande successo nel nostro territorio. Lascio quindi subito la parola a Silvio per parlarci un po' di questa forma d'uso. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Riuscite a vedere la presentazione in questo momento? Sì, perfetto Silvio. Bene, ottimo. E allora parleremo di agriturismo e turismo rurale. L'intervento è legato soprattutto a cercare di capire anche qual è il fenomeno, quanti sono i numeri, quante sono le aziende. E in questo caso, per esempio, le aziende che in qualche maniera si occupano di agriturismo, che hanno l'attività di agriturismo all'interno della regione Veneto, sono circa 1500, quindi anche un fenomeno abbastanza consistente. Di queste circa 1 migliaio hanno un'attività di alloggio e altrettanto circa 900 hanno l'attività di ristorazione. Quindi sostanzialmente 2/3 delle aziende che svolgono attività agrituristica svolgono attività di alloggio. Se andiamo a vedere la ripartizione che c'è per le singole province, vediamo che circa
un 30% delle aziende sono concentrate nella provincia di Verona. Quindi Verona ha una consistente quota per quanto riguarda l'attività agrituristica che viene svolta in regione. Importante ed è anche Treviso e via via le altre, Vicenza, Padova, Belluno, Venezia e Rovigo. Sostanzialmente aziende che svolgono questo tipo di attività in zona montana o parzialmente montana non sono poi tantissime, nel senso che all'incirca i 2/3 delle aziende sono in pianura. Quindi il 64,22%, circa 1 miliardo di aziende sono in pianura, 330 più o meno nei comuni completamente montani, quindi sicuramente zona montana, le rimanenti 224 sono in zone che sono parzialmente montane, quindi la zona, diciamo, della fascia pedemontana della regione del Veneto. Definiamo però cosa significa agriturismo, nel senso che siamo abituati a vedere l'agriturismo come attività di somministrazione di pasti e spuntini o attività di alloggio. Queste sono essenzialmente le attività agrituristiche, è un'attività che deve essere connessa con l'attività agricola, quindi deve esserci un legame forte con l'attività agricola, e l'attività agrituristica non deve essere prevalente in termini di ore lavoro rispetto a quella agricola. La connessione chiaramente è esercitata in maniera molto più forte nell'attività di ristorazione, in quanto bisogna che la materia prima per la preparazione dei piatti o degli spuntini e dei pasti sia nella zona montana in termini percentuali almeno il 35% in termini di valore del monte, diciamo, della materia prima utilizzata a livello aziendale. È una riduzione rispetto alle percentuali di pianura che sono invece del 65%, proprio tenuto conto anche della peculiarità della zona montana, delle difficoltà anche di svolgere attività agricola in certe zone che sicuramente non è paragonabile a quella della zona di pianura. Il soggetto è chiaramente sempre l'imprenditore agricolo, che deve avere comunque anche degli altri requisiti soggettivi, deve avere almeno un'attività svolta da almeno un biennio e dei titoli professionali o formativi, che sono in particolare la laurea in scienze agrarie, o aver frequentato il corso per operatore agrituristico di 100 ore. Se è abbastanza definita l'attività di agriturismo, alloggio, ristorazione, la cosa si complica un pochino con il turismo rurale. Il turismo rurale che ha una sua specificità, nel senso che prende origine sempre dalla legge nazionale sull'agriturismo, in cui si parlava appunto anche di attività ricreative e culturali, ma la Regione Veneto in qualche maniera ha voluto dare una connotazione ben più ampia e identificarla attraverso appunto una denominazione specifica che è quella di turismo rurale. Cos'è il turismo rurale? Le attività culturali, recreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo riferite all'ambiente rurale. È una terminologia molto molto ampia che risulta a volte anche di difficile collocazione rispetto a molte attività che vengono proposte dalle aziende agricole. Pensiamo all'avioturismo o altre attività tipo il canyoning, che chiaramente difficilmente possono essere in qualche maniera relazionarsi con l'attività agricola. È previsto anche l'allevamento di specie animali o coltivazione di specie vegetali, parliamo per esempio della conservazione di specie a un alto valore per la conservazione della biodiversità a fini amatoriali. Altra possibilità è la realizzazione di iniziative di supporto per quanto riguarda il cicloturismo e l'ippoturismo. Anche in questo caso si vuole dare una connotazione all'azienda agricola che sia un elemento, diciamo, di aiuto, di supporto a tipologie di attività che riguardano, come si è parlato prima, al turismo lento, a una forma abbastanza molto legata anche al territorio di queste attività turistiche. L'ultima possibilità è legata sostanzialmente alle attività di degustazione in azienda, che riguarda il vino, olio e birra. Chiaramente queste tipologie di attività non è che siano molto diffuse in zona montana per la tipologia stessa dei prodotti, e prevede appunto la promozione attraverso la degustazione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda con una somministrazione non assistita e senza corrispettivo. Significa che sostanzialmente ci deve essere una degustazione di questi prodotti senza la vendita del pacchetto, per intenderci, che possa essere in qualche maniera identificato come spuntino o come qualche attività di somministrazione. A questo c'è da aggiungere le nuove normative legate all'enoturismo e all'olioturismo,
che sono di normative di origine nazionale su cui la Regione non ha ancora fatto nessun intervento e che riguardano soprattutto zone che sono essenzialmente di pianura o della fascia pedemontana. E anche nel caso del turismo rurale, le attività devono essere realizzate in connessione con l'azienda agricola, non essere prevalenti rispetto alle ore di lavoro dedicate all'attività agricola, non necessitano, a differenza dell'agriturismo, di particolari titoli o requisiti professionali. Il problema che ci si pone soprattutto nel caso del turismo rurale è individuare la connessione con l'azienda agricola, perché molte volte vengono proposte dalle aziende agricole attività che difficilmente risultano poter essere considerate in connessione. Chiaramente la connessione si esplica in primo luogo attraverso l'utilizzazione dei beni strumentali dell'azienda agricola. Quando andiamo a fare delle attività che non utilizzano in primis i beni strumentali dell'azienda agricola, diventa difficile individuare una connessione e quindi identificarle o collocarle all'interno delle attività di turismo rurale. Le aziende che svolgono attività di turismo rurale in questo momento attive nella regione del Veneto sono circa 250, quindi è anche un fenomeno che comunque è in continuo aumento e che si prevede possa avere anche con l'olioturismo un ulteriore sviluppo. Quali sono i fabbricati che possono essere utilizzati per l'attività agrituristica di turismo rurale? Allora, le norme sono due sostanzialmente di riferimento. La norma nazionale, la 96/2006, che identifica come tra le finalità della legge proprio recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche. Quindi non si deve solo pensare al fabbricato, come si diceva anche prima, fine a se stesso, scollegandolo completamente dal territorio, ma la finalità è quella del recupero, collegandolo anche al paesaggio e, se prendiamo anche la legge regionale 28/2012, salvaguardando e valorizzando il patrimonio rurale e la tradizione locale. Quindi l'agriturismo ha il fine di recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso, valorizzandone sia le peculiarità paesaggistiche e cercando di preservare il più possibile le tradizioni locali. Quindi in qualche maniera un recupero non solo all'utilizzo del fabbricato dismesso, ma anche al contesto in cui questo fabbricato è inserito e alla tipologia paesaggistica in cui questa azienda svolge la propria attività. In particolare possono essere utilizzati edifici o parti di questi edifici già esistenti nel fondo. Non è prevista la nuova edificazione. Chiaramente questo a livello nazionale, ma comunque anche recepito a livello regionale, quindi è praticamente, a parte adesso che non c'è più il piano casa, che con il piano casa si poteva pensare di fare anche degli ampliamenti, ma comunque i fabbricati devono essere già esistenti nel fondo. La legge regionale oltretutto identifica che i fabbricati devono essere, nella disponibilità dell'azienda chiaramente, non più necessari per le attività di coltivazione, quindi attività agricole o le attività connesse. Significa che il fabbricato doveva una volta essere stato utilizzato e quindi un bene strumentale dell'azienda agricola, non più funzionale all'attività agricola, oggi lo posso destinare all'attività agrituristica. Quali sono sostanzialmente gli altri vincoli? Il fatto che il fabbricato debba essere ubicato nel fondo dove viene svolta l'attività agricola, anche indipendentemente dalla destinazione urbanistica del fondo stesso. Quindi non è detto che l'agriturismo possa essere fatta come attività solo esclusivamente in zona agricola, in zona E per intenderci. Può essere fatta anche in altre zone, purché ci sia comunque un legame funzionale, anche fisico, con il fondo dove viene svolta l'attività agricola. Oltre a edifici sostanzialmente nella disponibilità dell'azienda agricola che non hanno particolare pregio, viene comunque messo anche un particolare accento alle situazioni in cui per esempio ci troviamo di fronte a edifici di pregio, tipo il classico esempio quello delle ville venete, o edifici di valore comunque testimoniale per quanto riguarda l'ambiente rurale. In questo caso viene data una certa flessibilità maggiore rispetto ai fabbricati, anche perché le situazioni possono essere molto più articolate e molto più difficili da separare rispetto a quello che può essere lo standard di un'azienda agricola.
Quali sono i fabbricati che possono essere utilizzati? Sono di due tipi, come già anche si era evidenziato nei precedenti interventi. Costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, la classica stalla, il classico magazzino, capannone, che una volta serviva per attività agricole, quindi il deposito degli attrezzi o per l'allevamento del bestiame, e che non viene più utilizzato, non è più funzionale all'attività agricola e che quindi può essere utilizzato per l'attività agrituristica. Quello della foto, per esempio, è un intervento particolarmente ben riuscito per quanto riguarda anche la collocazione dell'intervento, le modalità di recupero del fabbricato, ma soprattutto in zona montana sicuramente possiamo trovare diversi di questi esempi, forse un po' meno in pianura. Altra possibilità è quella chiaramente della costruzioni che sono destinate all'abitazione dell'imprenditore o a servizio dell'azienda agricola. Quindi, cosa significa servizio dell'azienda agricola? Personale che in qualche maniera è all'interno dell'azienda agricola e utilizza il fabbricato, o comunque dei dipendenti o dei soci della società. Anche in questo caso, nel caso dei fabbricati, è fondamentale che esista una connessione, cioè un elemento funzionale che lega il fabbricato, l'immobile, con l'attività agricola. Se è più facile da individuare nel caso dei fabbricati strumentali, l'attività, il magazzino, la stalla, in alcuni casi diventa più difficoltoso identificare questa connessione, soprattutto quando ci troviamo di fronte a immobili a destinazione abitativa che magari non sono stati più utilizzati, abbandonati da diversi anni e che quindi giacciono in una situazione di abbandono all'interno dell'azienda. Quali sono le potenzialità per il recupero? Dove si può andare a vedere, a ricercare dei finanziamenti? Jacopo Testoni ha già parlato del PSR, della misura 641, le percentuali le avete viste prima, forse l'unica cosa su cui puntare un attimo l'attenzione è che se la misura finanzia soprattutto interventi per quanto riguarda il recupero degli alloggi e quindi la ristrutturazione per l'ospitalità, è pur vero che è possibile in una situazione tipicamente quella montana per le maghe, anche il finanziamento per le attività o per il supporto alle attività di somministrazione di pasti e spuntini. Chiaramente è possibile anche il finanziamento per le attività di turismo rurale con tutti i limiti e le difficoltà di individuare le attività che potenzialmente siano configurabili come attività di turismo rurale in certe situazioni. Oltre al PSR, di questo avete già parlato Jacopo, esiste il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede diversi interventi. Nel caso delle imprese turistiche, tra cui anche gli agriturismi, esiste il piano per quanto riguarda il finanziamento per il miglioramento delle infrastrutture di ricettività, oppure i contributi per il credito, diciamo per il supporto al credito con il fondi BEI o il fondo rotativo delle imprese. In particolare un bando che appena anche si è chiuso recentemente è quello dell'IFIT, cioè incentivi finanziari per le imprese turistiche. E il bando ha una valenza 2022-2025, la dotazione sono 600 milioni di euro, sembrano tanti, però in realtà è a livello nazionale, quindi poi spalmati per tutte le regioni, per tutte le imprese che si occupano del comparto legato al turismo, non sono enormi. È una misura che è gestita da Invitalia ed è promossa chiaramente dal Ministero del Turismo. Cosa si può finanziare all'interno di questa misura? Miglioramento dell'efficienza energetica, la riqualificazione antisismica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, chiaramente quello che forse è anche la più interessante, la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo degli immobili. E altre possibilità sono la realizzazione di piscine termali, digitalizzazione e acquisto di immobili. Sono interventi sostanzialmente che potrebbero essere interessanti, difficoltosi per la possibilità di accedere perché il budget è grande, sì, ma è spalmato su tutto il territorio nazionale e chiaramente il comparto turistico è molto consistente rispetto alla percentuale degli agriturismi anche a livello nazionale.
Il finanziamento può essere sotto forma di credito d'imposta fino all'80% oppure al 50% delle spese ammissibili come contributo a fondo perduto. Potrebbe essere anche una cosa estremamente interessante per le aziende che in qualche maniera riuscissero ad accedere a questi fondi. L'altra possibilità è il finanziamento attraverso i fondi della Banca Europea degli Investimenti, attraverso la concessione di crediti agevolati al settore turistico. Questi crediti sostanzialmente sono legati agli interventi di qualificazione energetica oppure per continuare, per assicurare in qualche maniera la continuità aziendale, soprattutto alle aziende che hanno avuto grandi problemi di liquidità legati alla pandemia e alla situazione di stasi che c'è stata negli ultimi 2 anni. Complessivamente l'attività agrituristica è un'attività che ha un certo peso anche nelle zone montane, la possibilità di accedere ai fondi ci sono abbastanza consistenti attraverso soprattutto il PSR. Abbiamo visto anche come esperienza per molti agriturismi degli interventi che sono stati fatti con molta cura e con molta attenzione anche agli aspetti di inserimento del fabbricato per quanto riguarda il territorio, il paesaggio e quindi l'attenzione a questi temi, ma non sempre, ecco. Per cui a volte anche gli immobili che vengono utilizzati per gli agriturismi non sono sempre in quelle situazioni che ho presentato prima, che in qualche maniera cercano di inserirsi all'interno di un contesto, sia dal punto di vista del territorio e del paesaggio, ben coordinato. Ecco. Io avrei finito, vi ringrazio di tutto. Se avete qualche domanda, volentieri. Grazie Silvio, come sempre molto completo e anche sintetico. Gli agriturismi, lo sappiamo, insomma, sono una delle forme più diffuse di riutilizzo di fabbricati rurali. Abbiamo visto anche in che modo. Tra i finanziamenti che richiamavi per il PSR ho visto la parola malghe, si parlava appunto di malghe e quindi mi dà modo di passare la parola a una collega amica che insomma si occupa da sempre con passione, no, di questo tema, sì. Per cui la parola a Erika Zangrando che ci parlerà appunto dell'agricoltura e della zootecnia di montagna. Sì, grazie. Si vede? Avevo già condiviso la prima. Sì, la vediamo. Okay. La vediamo. Ok, io devo iniziare ringraziando sicuramente il collega Claudio Perin e Luca Lodatti per questa occasione che ci è stata data a me e al collega Simone Bertin, di cui insomma su un argomento che trattiamo già da parecchio tempo e che si inserisce appunto nel nostro settore dell'economia e sviluppo montano e che ci appassiona molto e che ha un'interazione con molti altri temi, insomma, competenze trasversali del settore montano, come per esempio appunto i beni collettivi oppure appunto i trasferimenti alle unioni montane, alla viabilità silvopastorale anche per esempio. Bisogna dire che non è stato facilissimo inquadrarlo in poche cartelle perché effettivamente è un argomento molto, molto vasto e che ha a che fare, diciamo, con proprio la storia, insomma, della montagna, della frequentazione della montagna e anche delle gestioni anche molto diversificate, delle tipologie anche diversificate da zona a zona. E come dicevo appunto è la storia della montagna e che parte anche da molto molto lontano, quindi da un periodo medievale quasi e che ha avuto un grande sviluppo poi nel 1500-1600 con una moltiplicazione molto, molto intensa che purtroppo però nella seconda metà del Novecento ha avuto di fatto un collasso. E che però bisogna dire, come d'altro canto tutti, insomma anche le varie, c'è stata una crisi profonda dell'agricoltura di montagna. Però bisogna dire che negli ultimi decenni effettivamente questo settore, il settore dell'alpicoltura, della zootecnia, sta riprendendo quota. Ma non sta riprendendo quota solo la parte produttiva, che sicuramente è quella
ovviamente fondamentale e rimarrà ovviamente fondamentale, ma sta riprendendo quota anche tutta una serie effettivamente di valori, diciamo, connessi, correlati, complementari, che stanno acquisendo sempre più importanza, non solo per, diciamo, il benessere delle popolazioni residenti in montagna, ma anche per un benessere, diciamo, sicuramente più allargato, che è sempre più riconosciuto a una collettività effettivamente che va al di là della montagna, che si allarga alla pianura e oltre, con tutta una serie di valori, e si parla appunto di fornitura anche di servizi ecosistemici che l'attività di alpeggio appunto in Malga garantisce e fornisce. Qui ho voluto un po' diciamo sintetizzarli, ne avevo anche parlato un po' nella pubblicazione. Si parla appunto del valore legato all'approvvigionamento, ovviamente per la produzione di latte, carne, derivati, il valore storico testimoniale, in quanto attraverso l'alpeggio vengono tramandati appunto tutta una serie di conoscenze, di sistemi di allevamento, di trasformazione appunto dei prodotti, di dimore temporanee che venivano utilizzate, che ancora oggi si ritrovano. Poi importantissimo è la questione paesaggistica, perché attraverso lo sfalcio, il pascolamento, si conserva proprio questo mosaico del paesaggio tra aree aperte, questa alternanza di aree aperte, bosco, prato-pascolo, che ha un valore estetico paesaggistico, estetico percettivo, che noi effettivamente consideriamo molto importante. E poi c'è la conservazione della biodiversità, in quanto a parte la presenza in zone cotonali si conservano cenosi vegetali che sono anche riconosciute a livello di tutta la rete Natura 2000, quindi dei sistemi di conservazione nazionali ed europei, ma anche attraverso, ci sono delle zoocenosi per esempio nelle pozze d'alpeggio, oppure si sta sempre più prendendo piede anche il recupero di specie allevate originarie, specialmente ad esempio per quanto riguarda la parte ovicaprina. Poi si stanno appunto sempre più prendendo piede appunto i valori ricreativi, in quanto effettivamente la rete di malghe, vedremo che in Veneto è molto consistente, consente una frequentazione accessibile a un'utenza molto allargata, perché una gran parte è anche raggiungibile attraverso strade silvopastorali, quindi percorsi a piedi, in bicicletta. Poi c'è un valore anche turistico legato, come abbiamo visto, al turismo rurale, al turismo appunto cosiddetto esperienziale, perché effettivamente l'attività in malga consente alle persone di spesso di vedere come si fa, come si produce, quindi percorsi di assaggio. Le persone ci tengono sempre di più a capire qual è il processo produttivo ed entrare un po' nella realtà appunto produttiva. E poi non dimentichiamo un valore sociale, perché si stanno sempre di più aprendo anche nuove opportunità di lavoro per giovani, donne, tutte quelle categorie che in questo momento effettivamente purtroppo anche un po' soffrono il problema appunto del lavoro. E quando si parla di fabbricati rurali nelle zone appunto di alpeggio o comunque in zone di montagna, ovviamente io vorrei fare riferimento effettivamente un po' a una montagna di ieri, perché non dobbiamo appunto dimenticare che quello che noi vediamo ora è di fatto una finestra molto piccola rispetto alla realtà che era presente nei secoli passati, di cui noi abbiamo ora testimonianza. Voglio fare riferimento a queste 3 pubblicazioni che mi sono piaciute, che secondo me da cui si possono ricavare anche molte statistiche interessanti. E per esempio il Bosco nelle province venete ad oggi, che riporta appunto varie statistiche dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria, oppure alcune 2 pubblicazioni, ma qui ce ne sono anche altre, di quaderni della Comunità Montana Feltrina, che è Magari e Pascoli, e insediamenti temporanei della zona bellunese. Ecco, parlando appunto effettivamente la montagna veneta ha avuto una monticazione soprattutto di tipo ovicaprino, perché nella parte diciamo dal 1600-1700, solo nel 1800 arriveranno i bovini, perché effettivamente anche nell'ambito geomorfologico le caratteristiche geomorfologiche della nostra montagna erano molto adatte a questo tipo di allevamento. Lancio appunto alcuni flash, per esempio nell'altopiano d'Asiago ci sono delle registrazioni del 1793
dove erano presenti 90.000 pecore e 1.170 pastori. Io ho un dato del 2008 che fa riferimento invece a 6.800 ovi caprini nell'altopiano di Asiago. Si capisce quindi quanta differenza c'era rispetto appunto al numero di capi. E, nel caso del bellunese, per esempio, bisogna dire che il tipo di gestione era una gestione, per esempio, di tipo cooperativistico, e questo ha consentito, per esempio, in tutto il 1800, uno sviluppo interessante di tutte quelle che erano le cosiddette latterie sociali, quando appunto sono arrivati, diciamo, c'è stato tutto nel 1800 l'incremento dell'utilizzo appunto dei capi bovini, e quindi in queste latterie sociali appunto confluiva la produzione del latte dalle malghe, che poi veniva trasformato e venduto. Ad esempio è stato appunto citato che il prodotto costituito da burro, formaggio, ricotta era spedito a mezzo posta in tutto il Regno e venduto all'ingrosso a Bologna, Firenze, Roma, fino al Regno di Napoli. Quindi si capisce quanto la produzione della nostra montagna era così importante e che purtroppo effettivamente poi è collassata nella seconda metà del Novecento. Ecco, io qui ho voluto portare alcuni esempi, ma sono ovviamente minimali, però bisogna appunto considerare che la popolazione montana era caratterizzata da una transumanza di fatto da valle a monte, con tutta una serie di, diciamo, di dimore temporanee, e che consentivano poi un prealpeggio e poi la diciamo, conquista della parte cacuminale e quindi del monte. Qui ho rappresentato appunto per esempio le casere delle zone della Val Belluna, che si caratterizzano per esempio anche per tipologie costruttive che erano appunto in uso all'epoca, attraverso appunto un'economia di sussistenza in cui si utilizzava materiale ovviamente sul posto. Quindi in questo caso nella Val Belluna, come anche nella zona della Lessinia, era molto usata anche la pietra, anche per appunto per costruire i tetti. Qui in questa zona, qui abbiamo una delle foto che ho ricavato appunto dalle vecchie pubblicazioni degli anni 80, e questi sono poi dei recuperi più recenti in cui si è riuscito a mantenere appunto la parte per esempio del frontone caratterizzata appunto da queste lastre di pietra. Qui invece siamo per esempio a Casara Pallantina, che è una delle zone più suggestive della zona anche qui del Bellunese. Qua siamo in comune di Tambre dal Pago. Vediamo in questa foto storica per esempio questi cerchi sono i vecchi recinti per la tosatura delle pecore, e oggi purtroppo Casara Pallantina è diciamo, in condizioni molto precarie, è stata anche oggetto di un incendio qualche anno fa, e è una di quelle situazioni che sarebbe molto bello appunto poter recuperare. Ecco, quali sono le eccellenze, cioè cosa rimane oggi di tutta questa grandissima storia? Beh, sicuramente per fortuna grazie anche a interventi, finanziamenti importanti nell'ambito pubblico, anche dell'Unione Europea, si è riusciti ovviamente a dare un valore molto forte a ciò che è la produzione, a garantire la produzione, la parte appunto produttiva di trasformazione appunto di prodotti lattiero-caseari. Ci sono varie certificazioni che sono riconosciute a livello europeo ed oltre, parlo dei prodotti di origine, prodotto di montagna, e le piccole produzioni locali, che anche sono una delle certificazioni appunto che la Regione Veneto ha favorito, oppure i presidi slow food per quanto riguarda per esempio appunto le razze, la conservazione di alcune razze, parlo per esempio della pecora alpagota oppure della pecora brogna, della pecora di Foggia, che sono effettivamente quelle razze originarie delle nostre montagne. Da un punto di vista del paesaggio vorrei segnalare per esempio un riconoscimento anche recente degli Alti Pascoli, che ha ricevuto la zona degli Alti Pascoli della Lessinia con iscrizione al Registro Nazionale di Paesaggi Rurali Storici, con un decreto appunto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, proprio per la tipicità delle aree e delle tipologie costruttive appunto in pietra che caratterizzano questa zona bellissima.
Un'altra iniziativa importante è appunto quella che ha intrapreso l'Unione Montana, Reggenza Sesta e Comuni, per un percorso di candidatura della malga nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, con un bando appunto di finanziamento approvato appunto dalla Regione Veneto in questo dicembre scorso, e che prevede appunto, già diciamo abbiamo la transumanza come già riconoscimento come bene immateriale, adesso appunto si cerca anche di riconoscere come per criteri ambientali e storico-paesaggistici anche la malga. Le nuove opportunità, come hanno detto anche già precedentemente i miei colleghi, sono sempre più non solo quello di conservare la parte produttiva, che quella deve essere assolutamente conservata, ma si tratta anche magari di incentivare una vendita diretta dei prodotti derivati, oppure l'attività di agriturismo, perché effettivamente alcune malghe si sono diciamo, indirizzate verso questa attività complementare, e magari appunto utilizzando alcuni stabili che non erano più funzionali, oppure ovviamente quando si tratta di indirizzarsi verso queste nuove forme è importantissimo cercare il giusto equilibrio tra appunto il recupero e anche le esigenze di tipo igienico-sanitario o di ricettività che necessariamente l'utenza richiede, però anche conservare le tipologie originali. Ovviamente poi bisogna dire che la rete di malghe consente appunto tutta una serie di valorizzazioni di percorsi accessibili, connessioni con i rifugi in quota. Per esempio qui ho messo Malga Fiorentina, per esempio, una bellissima malga che ha una connessione anche diretta con molto vicino a un rifugio come Rifugio Città di Fiume, ma diciamo è solo per citarne una, ma ci sono anche moltissime altre situazioni. Ci può essere il recupero dei fabbricati a scopo ricreativo, sociale e didattico. Qui abbiamo messo tra le schede l'ex malga Rossingroba, che era appunto una malga utilizzata in Comune di Lusiana, che è stata recuperata, poi più con finanziamenti privati, bisogna dire, appunto a scopo ricreativo, viene data in concessione poi dal Comune di Lusiana a un'associazione, diciamo, ricreativa. Qui ho messo alcuni esempi sempre delle malghe di Lusiana Conco, ma ce ne sono anche molti altri che riescono appunto a garantire sia una vendita diretta dei prodotti oppure agriturismo. Per lo più ho visto nella realtà che conosco è più che altro somministrazione di pasti, bevande, il pernottamento nelle malghe l'ho visto un po' più di rado, ecco, devo dire, però c'è anche questo. Ecco, alcune statistiche che abbiamo anche citato nella pubblicazione, bisogna dire che dai nostri database risultano appunto circa 700 malghe distribuite appunto nelle aree tra il Veronese, Bellunese, Trevigiano e Vicentino. Non attive sono l'11%, e purtroppo la non attività è soprattutto nella zona del Vicentino e del Trevigiano. Le malghe pubbliche sono circa il 45%, il 53% rimanente sono quelle private. Tra quelle private c'è anche tutta il compendio delle malghe afferenti a regole riconosciute, quindi tutta la parte più che altro bellunese, quindi autouso collettivo. Dal database della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina del 2020 risultano appunto 628 malghe, per lo più ubicate nella provincia di Vicenza, con 230, segue quella di Belluno, poi Verona e Treviso. Effettivamente una sicuramente delle necessità è quella di coordinare database anche costruiti per finalità diverse, che spesso purtroppo c'è qualche difficoltà nel avere un dato aggiornato, ecco, e coordinato. L'ultima slide l'ho un po' indirizzata a cosa ci si deve aspettare, diciamo, per il futuro, perché effettivamente qui siamo sempre un po' in movimento. Beh, intanto questo settore dovrà sicuramente confrontarsi con una delle sfide più importanti, che è quella dei cambiamenti climatici, perché l'aumento delle temperature, il cambiamento del regime pluviometrico, gli eventi estremi
avranno sicuramente un impatto, probabilmente, quasi sicuramente, insomma, sulla parte anche sulla qualità dei cenosi, dei pratopascoli, quindi sulla qualità appunto del foraggio, e questo sarà oggetto probabilmente di vari studi da parte anche dell'università su come appunto gestire questa parte, e sicuramente ci sarà l'esigenza di un miglioramento, di un adeguamento delle reti, delle infrastrutture, quindi anche delle reti acquedottistiche, anche perché se si vuole mantenere appunto la parte anche produttiva è necessario avere sempre più acqua appunto, e questo sarà sicuramente una delle sfide da risolvere. E potenziamento dell'uso delle risorse rinnovabili, questa sarà anche questo una cosa da tenere in considerazione. Un'altra problematica che sta sempre di più diventando da risolvere è sicuramente la gestione del ritorno dei grandi carnivori, quindi con appunto il riscontro con nuove modalità di gestione dei pascoli, e in questa direzione segnalo appunto l'attivazione anche di sperimentazioni anche in ambito regionale, come ad esempio il progetto Melken, che vedrà appunto la Regione e l'Università di Padova con appunto l'attivazione di tutta una serie di sperimentazioni. E noi dal canto nostro ci stiamo muovendo anche per ammodernare un po' tutto l'ambito normativo riguardante le malghe, in quanto effettivamente gli riferimenti normativi di questo settore sono abbastanza datati e fanno riferimento per lo più all'ambito, diciamo, forestale, di cui storicamente, diciamo, questo settore era correlato, e quindi cercando anche di raccogliere quali sono e di valorizzare quali sono le nuove opportunità per questo settore. Una delle necessità sicuramente è quella di coordinare diversi database. Abbiamo l'intenzione di costruire appunto un registro delle malghe pubbliche con un aggiornamento del disciplinare di gestione delle malghe, formulazione di linee guida per comuni e unioni montane. Ecco, io vi lascio qui, ci sono i nostri riferimenti, e ho messo poi l'indicazione del nostro sito dove si possono appunto trovare informazioni riguardo alla normativa e un po' tutta la raccolta dati che continuiamo a fare. Grazie. Grazie Erika. Lo dicevo prima del tuo intervento, ma poi insomma hai confermato che tu e insomma Simone affrontate questi temi con grande passione da sempre, e anche dalla tua presentazione questa passione si percepisce molto bene. Sono delle destinazioni interessanti dal punto di vista della pianificazione territoriale, quindi parliamo di piano territoriale regionale di coordinamento. È stato sempre un tema presente all'interno del PTRC, sia nel vecchio PTRC del 92 che nel nuovo PTRC del 2020. Perché? Perché questo patrimonio delle malghe, dei prati di quota, tutte le cose interessanti che abbiamo visto sono elementi importanti da preservare, quindi ovviamente anche la pianificazione territoriale e regionale se ne occupa con grande attenzione, e se ne occuperà sicuramente anche il piano paesaggistico regionale in futuro. Informo che è stata attivata la chat, siamo partiti senza chat, ma poi un'oretta e mezza fa è stata attivata, quindi chi vuole può porre domande o fare delle osservazioni e considerazioni attraverso la chat. Magari non risponderemo oggi a eventuali domande, ma lo faremo sicuramente nei prossimi giorni. Adesso è il momento di sentire una collaboratrice di questo progetto, Daria Petucco, perché quando è stata costruita questa proposta di progetto si è pensato che come capofila la Regione Veneto
avrebbe potuto provare a sviluppare un protocollo di sostenibilità. Cosa significa? Uno strumento, un tool che consente di analizzare i progetti di intervento assumendo dei parametri, che adesso ci racconterà Daria, arrivare a una valutazione di questi progetti dal punto di vista della sostenibilità. Sappiamo che sostenibilità è una parola, come dire, alla quale sono stati dati significati non univoci, e naturalmente anche noi nel nostro progetto implicitamente nel costruire con Daria questo protocollo abbiamo implicitamente fornito una nostra proposta di cosa può essere la sostenibilità negli interventi di recupero in montagna. Quindi lascio la parola a Daria e se è una presentazione naturalmente. Buongiorno, mi sentite? Sì, ci sentiamo. Sì, allora io sì, condividerò con voi sia una presentazione in cui definisco a grandi linee appunto che cos'è il protocollo e poi vi mostrerò lo strumento vero e proprio. Riuscite a vederlo adesso, il mio schermo? Dovete dirmelo perché non, io non vediamo la visualizzazione, Daria, vediamo la visualizzazione di lavoro. Perfetto. Che adesso dovreste vedere. Sì, appunto, come ha anticipato Claudio, io appunto mi sto occupando della redazione di questo protocollo, che vuole essere che cosa? Sostanzialmente uno strumento che va a valutare quali sono i punti fondamentali nella sostenibilità di un intervento di recupero. Ci tengo a sottolineare alcuni aspetti, cioè si tratta di una sostenibilità che non riguarda solamente l'edificio, ma come abbiamo visto in diversi interventi precedenti, cerca di guardare anche al contesto, perché non possiamo pensare che un intervento di recupero di un edificio appunto in ambito montano possa, come dire, evitare di considerare ciò che sta al di fuori delle quattro mura, ok? Detta in maniera molto semplice. Quindi proprio il punto di partenza da dove avevamo iniziato a ragionare su questo protocollo era proprio di tenere assieme edificio, ma anche spazi di pertinenza all'intorno dell'edificio. Il protocollo si concentra quindi su 5 sostanziali aree tematiche che poi andrò a descrivere. E all'interno di queste 5 aree tematiche, che sono il sito di progetto, appunto, il consumo di risorse, i carichi ambientali, la qualità indoor e quindi la qualità di processo, vi sono dei singoli criteri che l'edificio dovrebbe cercare di raggiungere. Altra cosa importante che ci tengo a sottolineare, è uno strumento che ha una doppia valenza, cioè serve sia in fase di progetto per valutare se l'edificio che sto recuperando, come sto impostando il progetto, in un certo senso soddisfa alcuni parametri, quindi è uno strumento in itinere in un certo senso, ma serve anche poi come una valutazione finale dell'intervento che ho fatto. Quindi questo approccio che cerca c'è questa, come dire, funzione che vuole essere sia durante il processo di progettazione e anche fase di cantiere, che poi in fase finale per dire bene cosa ho fatto. I destinatari principali di questo strumento direi che sono i progettisti, perché sono loro che in primis, no, si occupano di seguire il progetto, ma vorrei dire anche un secondo utilizzatore di questo strumento, sicuramente le pubbliche amministrazioni, nel caso in cui si vada poi a pensare questo strumento come qualcosa che possa, come dire, creare una classifica degli interventi da finanziare, no?
Andiamo a vedere nello specifico quali sono i criteri che abbiamo scelto per indicare gli elementi della sostenibilità. Aggiungo un'ultima cosa, il protocollo si basa su moltissimi protocolli di sostenibilità che sono stati creati circa dagli anni 80 ad oggi, che vanno a valutare la sostenibilità del costruito. In particolare noi abbiamo fondato l'impostazione di questo protocollo soprattutto sul protocollo Itaca, in quanto è prassi di riferimento UNI da qualche anno, quindi ci tengo ad aggiungere un'altra cosa, l'intento era anche di semplificare comunque un protocollo come il protocollo Itaca, che ha oltre, diciamo, 60 criteri di valutazione dell'edificio. Noi ci siamo limitati in totale a 18 criteri anche per rendere uno strumento il più possibile ed effettivamente applicabile. Primo ambito, abbiamo parlato appunto prima di paesaggio, di intorno, che il protocollo va a valutare appunto il sito di progetto, cercando di porre attenzione su le aree di pertinenza dell'edificio, no? Quindi le strade di accesso, le pavimentazioni esterne che si vanno a sistemare o a integrare, spesso si va veramente a stravolgere con questi interventi che di solito vengono sempre lasciati per secondi, no? Invece il protocollo cerca è la prima cosa che si va a vedere, no? Il rapporto tra l'edificio e l'intorno. E in linea con questo l'uso nel caso vi siano nuove piantumazioni di specie arboree locali. Okay? Altro aspetto che indaga questa area tematica, i 4 criteri che in essa sono contenuti sono il supporto alla mobilità sostenibile, appunto Shelter come progetto ha anche come finalità quello di ipotizzare delle vie di turismo, no, sostenibile, quindi sicuramente questo è un aspetto, e la gestione del cantiere in ambito montano, che non è mai un tema semplice, no? Ha sempre delle complicazioni aggiuntive. Seconda grande area tematica è quella relativa, che appunto su quale si valuta l'edificio, è quella relativa al consumo di risorse. È l'area tematica con maggior numero di criteri, abbiamo all'interno di questa area tematica 8 elementi di valutazione, e all'interno di questo tema troviamo il tema dell'energia sostanzialmente, quindi le prestazioni energetiche dell'edificio, le energie rinnovabili, le caratteristiche dell'involucro, anche il consumo idrico, un'altra risorsa importante, cioè la gestione del consumo idrico in un edificio che spesso ha difficoltà ad attingere a fonti idriche. E altro grande tema importante che rientra in quest'area è l'ambito dei materiali, quindi recupero di materiali ma anche delle strutture esistenti, cioè non si tratta solo di recuperare la pietra, il legno sicuramente importantissimo, ma anche la struttura dell'edificio stesso, che a volte viene veramente dimenticata, no? Si cambia completamente la concezione strutturale dell'edificio. E ovviamente l'impiego di materiali locali, altro elemento importante che va a valutare il protocollo, è in linea un po' con i principi della carta del restauro, l'impiego di materiali disassemblabili in modo tale che, per quanto sia possibile, si arrivi a un intervento reversibile, non solo per preservare il manufatto originale, ma anche per rendere i materiali eventualmente reinseribili in un altro ciclo di vita, no? Terza area tematica è quella dei carichi ambientali, e quindi i 2 sono sostanzialmente i temi che abbiamo selezionato: il monitoraggio delle emissioni e la valutazione della permeabilità del suolo. Questo è un tema che si connette comunque con la qualità dello spazio esterno, e qui si guarda proprio una qualità prestazionale, quindi evitare di pavimentare superfici che prima non erano pavimentate. Questo è un po' il senso comunque di utilizzare, di non stravolgere l'equilibrio del luogo.
Per quanto riguarda la qualità ambientale indoor, abbiamo scelto come criterio la riproposizione o l'impiego di sistemi naturali passivi che spesso sono veramente parte dell'edificio in sé, e quindi qui si va a valutare quanto si riesca a mantenere dell'aspetto bioclimatico originale dell'edificio. Questo è un criterio, mi rendo conto, un po' complesso da soddisfare, perché rispetto a molti dei criteri che abbiamo visto prima, che sono appunto criteri di tipo quantitativo, cioè valutabili con un numero, qui siamo a livello qualitativo, quindi andiamo a in un certo senso a fare degli scenari di quanto si riesce a mantenere questi sistemi, ma era comunque importante provare ad inserire questo tema. Ultima area tematica riguarda la qualità del processo, cioè valuta tutto il processo di riqualificazione dell'edificio, quindi in primis la raccolta della documentazione storica e tecnica relativa all'edificio, in un certo senso per stimolare il progettista ad indagare sulla tipologia costruttiva e locale, che sappiamo si differenzia veramente di valle in valle molto spesso. Secondo tema di cui negli interventi precedenti si è parlato molto, e quindi valutare quanto la destinazione d'uso che noi diamo a questi edifici sia compatibile, e soprattutto se l'intervento possa o meno come dire, offrire al territorio dei benefici insediativi, cioè in questo criterio vanno premiati quegli interventi che dedicano parte interamente o parte del manufatto da recuperare a funzioni che possano essere utili collettive o utili alla collettività. E quindi abbiamo visto prima albergo diffuso, le malghe, il turismo rurale, cioè questo assolutamente è un po' l'intento che c'era sotto questo criterio. Ultimo elemento che va a valutare il protocollo è la gestione della manutenzione in un ambiente dove la manutenzione è assolutamente importante per evitare, in un certo senso, di dover intervenire poi dopo un tot di anni con interventi più significativi, anche perché spesso siamo di fronte ad edifici che non vengono, come dire, abitati costantemente, quindi cercare di inserire all'interno già in fase di progettazione, degli elementi, dei sistemi che possano, sistemi gestionali, che possano favorire la manutenzione nel corso del tempo. Vi farei ora vedere lo strumento. Lo strumento è stato gestito attraverso un foglio Excel che potete appunto consultare anche voi all'interno della pubblicazione, inquadrando appunto il QR code, e con l'idea che possa veramente essere il progettista a compilarlo in maniera autonoma. Un altro obiettivo era quello di, come dire, cercare di chiedere al progettista nell'inserimento dei dati richiesti per il soddisfacimento dei criteri, dati che più o meno il progettista avesse già a disposizione. Non sono tutti nella pratica corretta, cioè non tutti i progettisti quando progettano hanno tutti questi dati, ma molti di questi li hanno già, in modo tale veramente che fosse il meno impattante nella, come dire, nella fase di controllo della progettazione. Quindi, come vi ho detto, è un foglio Excel nel quale il progettista può inserire i dati ovviamente generali dell'edificio con le metrature, tutte cose che sostanzialmente ha già a disposizione, scegliendo la destinazione d'uso. Qui vengono descritti tutti i criteri e tutte le strategie, in modo tale che già in fase preliminare possa vedere su cosa verrà valutato l'edificio. E questa direi che inizia a essere la parte, ve la ingrandisco un po' magari più interattiva, nel quale appunto abbiamo le caratteristiche dell'edificio,
e qui vi sono tutti i criteri che diventeranno o rossi se non li devo completare, verdi se li devo completare, gialli se li devo completare parzialmente, con i relativi punteggi, perché appunto ad ogni criterio corrisponderà un punteggio che mi va poi a formare, diciamo, un rating finale dell'edificio. Faccio un esempio: se ho un edificio, voglio dare una destinazione d'uso residenziale, ho delle aree di pertinenza esterne che sono anche verdi, e prevedo di fare degli spazi di parcheggio con dei movimenti di terra, sto facendo delle ipotesi, il protocollo mi dice quali criteri devo andare a compilare. Quindi mi toglie alcuni criteri che sono destinati magari solo a funzioni pubbliche. Nel caso io abbia un edificio soggetto a vincolo e tutela, proviamo, vedete che alcuni criteri vengono tolti dalla valutazione perché sono elementi, faccio un esempio molto concreto, difficile che in un edificio tutelato, magari per la facciata, io possa inserire, che ne so, un isolante a cappotto, quindi non mi viene valutata la prestazione dell'involucro. All'interno, una volta che io come progettista ho chiaro, definito le caratteristiche che andrà a avere il mio edificio, ho chiaro quali criteri vado a compilare, entrerò nella singola scheda, ok, per esempio sito di progetto, sistemazione delle aree di pertinenza esterne, e mi trovo all'interno, ovviamente il messaggio, sì, questa la devi compilare, e tutta la descrizione, qual è l'esigenza che sta alla base, qual è l'indicatore di prestazione, come viene valutata, ovvero quanti punti prenderò. Ogni criterio può prendere da -1 a 5 punti, e -1 equivale a una soluzione che è al di sotto della pratica costruttiva corrente, e 5 è una soluzione che invece è sperimentale innovativa. Punteggio 3, diciamo, equivale alla pratica costruttiva corrente, quindi questa è un po' la suddivisione del punteggio da -1 a 5, e qui mi spiega come posso verificare i vari passaggi per valutare il mio criterio, l'inserimento dei dati, dal quale poi ci sono tutti ovviamente i calcoli all'interno collegati. L'utente inserisce i dati solo nelle caselle rosse e poi mi verrà fuori il punteggio che ottengo soddisfacendo ogni criterio. Vedete, ogni scheda, appunto, questa non la devo compilare, funziona proprio in questo modo. Una volta che io ho compilato tutte le 18 schede, o quelle che devo compilare in base all'indicazione che ho scelto, avrò poi una tabella riassuntiva della prestazione del mio edificio, e in particolare appunto avrò il punteggio totale che ha acquisito il mio edificio. Adesso qui c'è questo qui perché c'è una valutazione inserita, la scala di prestazione, quindi posso capire il mio edificio in quale di questa scala di prestazione, a che livello di questa scala di prestazione si colloca. E cosa che è anche interessante, questo grafico a ragno in cui si vede in quale delle aree tematiche il mio edificio è più o meno forte, che anche questo può essere interessante soprattutto direi in fase di progetto, no? Per vedere su quali aree sono veramente carente, quindi magari come progetto devo lavorare di più, o in quale aree invece devo, va bene quello che ho fatto. Aggiungo un'ultima cosa. Il punteggio è un punteggio ponderato, nel senso che al valore che io ottengo dai criteri poi si moltiplica un valore di, un peso che ridimensiona il punteggio,
E questo può essere interessante in un'ottica di, come dire, calibrazione di questo protocollo a specifiche aree territoriali, no? Perché magari forse anche a livello, si può pensare a questo esempio a livello regionale o nazionale. C'era venuto in mente appunto Shelter, lavorando con partner provenienti da diverse regioni ma anche stati. Può essere che l'importanza di un criterio sia più importante qui in Regione del Veneto che in Austria, quindi il sistema della pesatura in un'ottica futura serve proprio a poter differenziare l'importanza che il criterio ha per quel territorio. Spero di non aver dimenticato nulla di importante. Adesso vi tolgo la connessione così ci rivediamo. E niente, questo è un po' quello che stiamo impostando, abbiamo impostato come Shelter, ed è ovviamente in fase di sperimentazione questo strumento, cioè l'abbiamo messo a punto in questi 2 anni, adesso lo andremo a testare, però insomma questo è un po' il risultato che finora abbiamo ottenuto. Se avete domande, volentieri. Grazie mille Daria. Allora abbiamo un protocollo, abbiamo anche, forse avrete già capito quali sono i possibili usi di un protocollo di valutazione di questo tipo. Per esempio l'attribuzione di finanziamenti per il recupero dei fabbricati potrebbe essere, come dire, un ottimo strumento, no, per la valutazione delle proposte, delle candidature e quindi per la scelta, la formazione delle graduatorie e la scelta dei progetti più meritevoli. Ecco, questo è uno dei tanti casi di possibile utilizzo di questo protocollo. Speriamo, ecco, che i nostri lettori della pubblicazione e chi partecipa o vede questo seminario possa anche provarlo, no? Testarlo, perché dicevamo che è sperimentale, ci stiamo ancora lavorando sopra, e proprio attraverso l'uso e le segnalazioni di possibili miglioramenti o bug, oppure anche perché no, anche attraverso l'apprezzamento, no, dell'impostazione di questo tool, si possa arrivare in futuro a uno strumento che possa essere concretamente utilizzato. Prima di dare la parola a un altro prezioso collaboratore, come ricordavo in apertura di questo progetto, Luca Lodatti, volevo solo dire che probabilmente siamo andati un po' in là coi tempi, quindi non ci sarà tempo per la discussione, ma le eventuali domande o quesiti o manifestazioni di interesse che riceveremo nella chat o nella nostra posta, poi potremo sicuramente dare una risposta nei prossimi giorni. E un altro brevissimo ringraziamento al collega, a Franco Alberti, che è stato un po' l'ideatore, ha costruito questa proposta di progetto e nella sua precedente vita professionale, insomma, si è occupato a fondo di questi temi, se ne occupa ancora, e quindi non so se partecipi a questa webinar, ma in ogni caso un saluto, un ringraziamento anche a lui. La parola a Luca Lodatti, al quale lascio la sedia in questo caso. Grazie mille. Al termine di questa mattinata volevo solamente inquadrare e presentare, insomma, come dove si inquadra le attività che abbiamo proposto questa mattina. Adesso proverò a condividere lo schermo. Ecco, penso che adesso vediate la presentazione e questa presentazione vuole un po' brevemente solo raccontare il percorso in cui le attività di oggi, le attività del progetto Shelter che avete sentito nominare più volte magari durante la mattinata, e anche le attività del webinar
di questa mattina si inseriscono in un percorso che ormai va avanti da quasi 20 anni, se vedete qui, e che è il percorso dei progetti di cooperazione europea che la direzione urbanistica e pianificazione territoriale della regione ha sviluppato a sostegno della montagna e del patrimonio montano. Adesso, semplicemente per citarne qualcuno e scorrerli, ecco, qui ci sono dal primo progetto che è del 2003 e in effetti parlava di pianificazione territoriale nell'Alpago, il progetto Conspace. Ci sono poi state una serie di progetti che, se vedete, si avvicinano sempre di più anche ai temi del patrimonio edilizio e appunto del suo recupero e protezione. Quindi appunto il progetto Alpaus del 2009, cultura ed ecologia degli edifici alpini, oppure il progetto CAPI del 2012 con esperienze di valutazione energetica e ambientale sempre degli edifici alpini, fino ad arrivare appunto nel 2019 al progetto di cui fa parte la mattinata odierna e il webinar odierno, che è il progetto Shelter sul recupero del patrimonio rurale lungo i percorsi turistici e il patrimonio rurale montano lungo i percorsi turistici. E quindi insomma a testimoniare, direi, questa lista di progetti una sensibilità che nel corso degli anni anche una direzione più impegnata nell'ambito della pianificazione e del territorio ha però sviluppato per l'ambito montano e per il suo patrimonio sia paesaggistico che edilizio, e che l'ha portata a impegnarsi su queste tematiche, a produrre risultati come, non so, questo quaderno, vedete, di urbanistica ancora risalente al 2005 sull'Alpago, questo bel libro nero su cultura ed ecologia dell'architettura alpina del progetto Alpaus, o iniziative come l'Osservatorio del Paesaggio qui del canale di Brenta. Questo lungo percorso ha portato appunto oggi al progetto Shelter, che è un progetto di cooperazione Italia-Austria, questo solo per fare capire qual è il quadro dell'attività di oggi e del webinar di oggi. Io passerei avanti, visto anche il tempo ridotto, per far capire appunto che il progetto Shelter, da una parte, come questa mattina vuole sviluppare degli strumenti, soprattutto come la pubblicazione che presentiamo stamattina, vuole sviluppare degli strumenti a sostegno del recupero del patrimonio edilizio rurale montano, degli edifici rurali della montagna. Ma in più si è anche impegnato questo progetto Italia-Austria Shelter in 3 casi specifici nei comuni di Val di Zoldo, di Val Brenta e anche in un comune austriaco, il comune di Arras, al di là della frontiera, al di là del confine verso Linz da Cortina d'Ampezzo, e in questi 3 casi specifici si è anche voluto impegnare in interventi concreti di recupero, e quindi per passare da un livello di pianificazione a un livello di riflessione e strategia per provare ad arrivare anche ad un livello di intervento concreto sul territorio. Nel caso di Val di Zoldo è stato recuperato un percorso ed è stato steso un progetto di recupero dell'edificio. Nel caso del comune di Val Brenta si vuole davvero fare un primo intervento edilizio di riqualificazione e di rimessa in uso di questo vecchio edificio da tabacchicoltori, e nel comune di Arras in Austria si è andati a completare il percorso che gira tutto intorno al comune, al centro urbano, e anche tocca questo edificio della Messner House,
oltre a sviluppare il progetto di recupero. Quindi insomma un progetto europeo, questo Italia Austria Shelter, che come dire, vuole un po' coprire tutti i vari aspetti della riqualificazione degli edifici rurali montani. Qui vedete i partner sono stati chiaramente i comuni di Val di Zoldo, Valbrenta ed Arras, la Regione Veneto come coordinamento, insieme all'Istituto di Ricerca EURAC di Bolzano e all'Associazione Platform Land di Bolzano, che ha lavorato anche col comune di Rason Anterselva. Per chiudere, semplicemente voglio dire che le attività del progetto Shelter andranno avanti fino alla fine di settembre del 2022, esatto, fino alla fine di settembre del 2022, e quindi è sempre possibile visitare il sito web interreg-shelter.eu o scrivere una mail a interreg.shelter@gmail per ricevere una newsletter che ogni 2 mesi aggiorna sulle attività che si stanno sviluppando. A questo punto io lascerei di nuovo la parola a Claudio per un saluto finale. Benissimo, grazie Luca. Che dire, intanto un ringraziamento ai nostri amici e colleghi relatori, tutti quanti, per la loro disponibilità anche nel corso di questo progetto e per il fatto, insomma, di essere riusciti a lavorare assieme su queste questioni, su questi temi di interesse comune, anche se, insomma, devo dire che le attività di collaborazione tra le strutture regionali sono, diciamo, sempre costantemente presenti, però in questo caso si sono sostanziate in una piccola pubblicazione che spero possa essere interessante per chi ci guarda adesso, ci segue in streaming o per chi ci guarderà nella registrazione, e invito perciò tutti gli interessati a visitare il nostro sito, scaricare la nostra pubblicazione, provare il protocollo, se dalla lettura del nostro libro qualche operatore, qualche comune, qualche come dire, interessato a interventi di recupero su questi fabbricati ai quali tanto teniamo per le ragioni che abbiamo visto questa mattina, scriveteci, fateci domande, insomma teniamoci in contatto, e ringrazio tutti e un caro saluto a tutti i colleghi che hanno partecipato a questo webinar. A presto a tutti quanti. Grazie di tutto, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, buona giornata. Ciao a tutti.